Buongiorno a tutti e ben ritrovati con Sveglia Trieste. Oggi è mercoledì 15 maggio, saremo in compagnia di due ospiti, il Consiglio Comunale rappresentato da Giorgio Sclip per la lista Russo.Franco dalle 8 alle 9 con noi questa mattina, dalle 9 alle 10 invece saremo assieme all'assessore comunale al bilancio Everest Bertoli. Andiamo a leggere la pagina meteo. Una depressione atlantica si avvicinerà da ovest attivando un flusso di correnti meridionali umide e miti che interesseranno la regione sia oggi che domani. Per quanto riguarda oggi, cielo prevalentemente coperto, al mattino piogge deboli sulle zone occidentali, mentre su quelle orientali sarà possibile qualche schiarita. Al pomeriggio piogge in intensificazione che saranno da moderate a est ad abbondanti verso ovest, localmente intense sulle prealpi carniche e sulla pianura al confine con il Veneto, dove saranno possibili anche dei rovesci più consistenti. Temperature minime 14-16 gradi, massime 18-20 gradi centigradi. Per domani la previsione ancora incerta, cielo coperto con piogge in genere intense, le piogge potranno essere molto intense nelle zone in cui si svilupperanno rovesci o temporali che saranno in genere più probabili dal tardo pomeriggio, temperature minime 14-16 gradi, massime 18-20 gradi centigradi. Sguardo alle notizie partendo dal Corriere della Sera, la prima pagina di oggi che titola Super bonus, sì tra le tensioni. Meloni no a rimpasti, avanti sulla giustizia. Segre il premierato allarmante. Battaglia in commissione, Fratelli d'Italia tenta il blitz, poi il voto, Forza Italia si astiene. La sugar tax slitta al 2025. Titolo di apertura dunque sulle mosse del governo, le spiagge premiate, le bandiere blu per 236 comuni e vedremo tra poco anche cosa in questo contesto riguarda le località di Grado e Lignano. Addio ad Alice Munro, maestra del racconto, aveva 92 anni e viene tracciato un profilo a pagina 34. Obiettivo: dividere l'Europa, scrive Danilo Taino, le strategie cinesi guardando al voto proprio in Europa. Mentana pronti a 2 confronti TV sulla 7 con tutti i leader. Poi la Liguria all'ombra di una talpa, Totti chiede l'interrogatorio, l'inchiesta sul governatore della regione Liguria, sapevano delle indagini e dei telefonini intercettati, i PM liguri cercano la talpa e Totti chiede di essere interrogato. I cartelli e le urla buffoni, Consiglio regionale nel caos, la prima seduta dopo gli arresti, bagar e lacrime, lo psicodramma nel primo Consiglio regionale dopo gli arresti tra buffoni e Totti dimettiti, sempre in Liguria. Assalto in strada, agenti uccisi, evade il detenuto Lamunche in Francia, caccia all'uomo, qui i fermi immagine di questo blitz che ha avuto come epilogo l'evasione di un detenuto in Francia. Andiamo adesso alla fotonotizia, il film su Schneider che accusa Bertolucci, a Cannes in Maria, i tormenti dell'attrice dopo Ultimo tango, i tormenti di Maria Schneider, ecco il film di Jessica Palud, Maria, che accusa il regista Bertolucci per le riprese hard in Ultimo tango a Parigi con Marlon Brando. L'attrice era minorenne, la scena non era nel copione e questa è la fotonotizia al centro del giornale. Blinken arriva a Kiev, presto nuove armi, i piani di Putin con Xi Jinping in Ucraina, prosegue l'avanzata russa a Kharkiv, gli Stati Uniti sosterranno l'Ucraina affinché la sua sicurezza nei confronti della Russia non sarà garantita. Lo ha promesso il capo della diplomazia statunitense Antony Blinken in visita a Kiev. Il segretario di Stato ha anche dato rassicurazioni sull'invio di nuove armi proprio all'Ucraina. Intanto, sul fronte militare non si arresta l'avanzata delle truppe di Mosca. L'Estonia è pronta ad andare in prima linea per la paura che la Russia voglia riconquistare i territori persi. Dopo aver rimescolato le carte al vertice del potere, Vladimir Putin domani va in Cina per incontrare il presidente Xi Jinping. Fedez e il ritorno alla legge della strada, il ruolo degli ultra, questo articolo di Candida Morvillo. L'argento vivo, scrive Massimo
Gramellini nella sua rubrica Il caffè, a chiudere la prima pagina del Corriere della Sera. Guardiamo un'altra prima pagina, ma ci spostiamo al piccolo. Meno medici e infermieri, in un anno perse 162 unità. Stabili i dipendenti, giù i contrattisti, i numeri in negativo di Asugi, l'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. I nodi della sanità in Friuli Venezia Giulia. Il personale di Asugi, l'azienda sanitaria Giuliano Isontina, è sceso di 235 unità nel 2023 rispetto al 2022. Le territoriali di Udine e Pordenone hanno rafforzato gli organici tra entrate e uscite di 38 e 35 addetti. Il saldo finale regionale è di meno 162, trend negativo soprattutto per medici nella Venezia Giulia e nel Friuli centrale attorno al 10% e gli infermieri meno 4%. Sugli operatori sociosanitari, ordini professionali e sindacati attribuiscono i cali a programmazioni errate del passato e scarsa attrattività delle professioni mediche sanitarie. Andiamo a vedere la fotonotizia. La Triestina Rocco è pari con il Benevento, gli alabardati a segno con Redan hanno anche colpito un palo e una traversa. Sabato il ritorno in Campania contro il Benevento, infatti, che ieri nel secondo tempo ha pareggiato la partita, che invece nei primi 45 minuti di gioco aveva visto la Triestina sia più brillante dal punto di vista del gioco proprio, ma anche in vantaggio con il gol di Redan su un buon passaggio di Vallocchia. Seguiamo le altre notizie della prima pagina. Meloni prudente sul caso Toti, aspettiamo le sue risposte, ha detto la Premier, guardando a quelle che sono le inchieste attorno al governatore della Liguria. Blinken buona a Kiev, rassicura Zelensky, nuovi aiuti stanno arrivando, lo vediamo nel taglio alto. Raddoppio di Krško, serve trasparenza, la presidente della Slovenia parla del raddoppio della centrale nucleare proprio in territorio sloveno. Israele, motore di antisionismo, il commento di Weber, pagina 19. Liguria, una talpa nell'inchiesta, la procura apre un fascicolo, questi gli sviluppi, come abbiamo visto poco fa dal Corriere della Sera. Nuovo scontro sul dopo Zaia in Veneto, i paletti di Fratelli d'Italia, la lista annunciata da Salvini non convince il sindaco di Treviso, il leghista Conte, ma Crippa, vice di Salvini, doveva candidarsi alle europee. Fratelli d'Italia dice il Veneto non spetterà alla Lega e quindi anche in questo caso equilibri da dover trovare interni alla maggioranza sulla regione Veneto. Le normative altolà di Prosek, diventa ufficiale il divieto dell'Europa, il Prosecco non si può copiare, tantomeno dal Prosek croato, in vigore la norma dell'Unione Europea che tutela la denominazione d'origine. Balneari e le concessioni entro fine mese, le direttive per le gare, l'assessore regionale Cagliari ha detto entro fine mese le nuove linee guida per la messa a gara delle concessioni balneari. Andiamo ad aprire la pagina della cronaca di Trieste, apre un secondo centro islamico, sede in via Sette Fontane. Arriviamo a pagina 20 tra poco e vedremo anche questa notizia. Illuminazione pubblica verso la svolta col passaggio a Edison, sempre interni alla cronaca che vedremo tra non molto. Nella pineta di Barcola, pronti spazi verdi e nuove aree gioco. Ieri l'inaugurazione di tutta una serie di installazioni ludiche, soprattutto per i bambini, alla pineta di Barcola dopo i danni causati dal maltempo di novembre che aveva proprio rovinato una parte dei giochi a Barcola. E poi fisioterapista sparito, nasce una fondazione nel nome di Rinaldi. Cultura, la politica senza idee, scrive Alberto Mattioli. Fortunato Ortumbina traslocherà dalla Fenice alla Scala del 1 giugno, come vuole il sindaco di Milano Beppe Sala, o da settembre come pare vorrebbe lui, e il sovrintendente che deve affiancare in attesa di succedergli, Dominique Meyer, se ne andrà alla scadenza del contratto nel febbraio del 25 o accetterà la proroga di pochi mesi che gli è stata proposta. Questo il titolo, infatti, che guarda alla cultura ma anche alle poche idee sulla gestione dei professionisti, anche in questo caso del settore della musica. Regione, la situazione del personale nelle aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia, personale in calo, in un anno meno 162 unità fra medici e infermieri nel sistema pubblico del Friuli Venezia Giulia. Per chi avesse voglia e passione di leggersi i numeri
Sono qui riportati il totale dei tempi indeterminati e determinati degli universitari, dei somministrati, dei contratti a progetto, dei liberi professionisti, dei gettonisti. In verità la colonna riporta il valore 0, e quindi il totale che si evince dalle aziende sanitarie regionali. Sono 3, la SUGI, la SUFC, Friuli Centrale, e la SUF, che è l'altra azienda sanitaria regionale che guarda soprattutto al Friuli occidentale. Gli infermieri, il numero totale degli OSS e poi dei medici. Questo saldo però è negativo di 162 persone tra medici, infermieri e personale in generale del comparto sanitario, meno 162 come detto nel sistema pubblico regionale. Dai somministrati ai COCOCO sono soprattutto i lavoratori non dipendenti a diminuire in Asugi e nelle altre 2 aziende regionali. I dati comunicati dalla Direzione Centrale Salute a seguito di un'istanza di accesso agli atti che era stata presentata dal Partito Democratico. L'assessore Riccardi aveva stimato 400 nuovi ingressi alla fine del 2023, i soldi in più li abbiamo messi ma non si trovano persone, non si trova gente, ha detto Riccardi. Borse di studio, dice il Dem Conficoni, proprio lui è il consigliere di opposizione che più di tutti incalza la giunta sui temi sanitari. Recentemente la denuncia, a fronte delle informazioni rese dall'assessore Riccardi, risposta a una sua interrogazione, del 40% delle borse di studio offerte agli specializzandi non assegnato. La scarsa appetibilità della formazione contribuisce alla mancata sostituzione dei professionisti che vanno in pensione o che si dimettono volontariamente. Il nodo concorsi, dice Riccardi, i concorsi si facevano negli auditorium, ricorda proprio Riccardi, oggi non va più così, è la constatazione dell'assessore alla salute anche a seguito dei recenti vuoti tra i banchi degli aspiranti sanitari. Lo scorso 10 aprile a Udine, a fronte di 647 domande inviate di aspiranti infermieri alla prova scritta del concorso indetto dall'ARCS, se ne sono contati non più di 280, meno dei posti di lavoro a disposizione, che erano 338. Questo in qualche modo inquadra anche la poca voglia degli interessati iniziali alla professione medica e infermieristica di un abbandono progressivo nei confronti di queste mansioni. Il civico Bolzonello parla della demografia, paghiamo scelte nazionali fatte a monte sui contratti che penalizzano oggi soprattutto infermieri e altre professioni sanitarie, dice Carlo Bolzonello, presidente della terza commissione, che parla di lavori meno attrattivi di altri, mentre per la parte medica le cose si dovrebbero stabilizzare in 4-5 anni, ma c'è anche un calo demografico che inevitabilmente riduce la platea degli aspiranti e così i nostri investimenti non bastano. Programmazione errata, pesa la scarsa attrattività delle professioni in Italia, l'analisi dei rappresentanti degli ordini e dei sindacati. Andiamo a un altro titolo, fondo per risarcire le vittime dell'amianto, mozione bipartisan, incrementare le risorse, approvato all'unanimità il testo per chiedere al governo e al Parlamento di modificare la normativa. L'opposizione dice niente soldi alle società, disturbi mentali in attesa sugli standard di assistenza sociosanitaria e garanzie sui servizi nel Pordenonese. Odontostomatologia, comunicato il potenziamento dell'attività a Maniago, Porcia, Sacile, ma anche a San Vito. Andiamo alla politica nazionale, Meloni prudente sul caso Toti, aspettiamo le risposte dello stesso Toti, la Premier interviene anche sul previsto confronto televisivo con Elly Schlein, vedo molti movimenti per impedirlo, ha detto Giorgia Meloni. I giovani sono europeisti ma senza fiducia nella politica, dalla rivista Scomodo un sondaggio sugli under 35, il questionario in vista delle elezioni europee e anche in questo caso la tara, per così dire, sarà quella dell'affluenza al voto di un'elezione che senza dubbio ha la sua importanza, che taluni vedono come distante e che quindi potrà riservare un nuovo scenario di alto numero di persone che non andrà a votare, come abbiamo visto anche nelle elezioni sia amministrative che politiche. Una talpa nell'inchiesta ligure, la procura apre un fascicolo, gli inquirenti sospettano che la Gola Profonda abbia avvisato gli indagati per metterli in guardia sulle intercettazioni in possesso del pubblico ministero e ora
agli atti. È stato ascoltato il super testimone Rino Canavese del Comitato del Porto. Segre boccia il premierato, una riforma allarmante, la senatrice a vita attacca il DDL costituzionale in aula, non posso tacere. Giorgia Meloni replica: con l'elezione diretta cambierà tutto, il referendum è sul futuro. La Commissione Finanze e Tesoro del Senato, con i membri, vicepresidente e segretari e come detto i componenti che sono estrazione politica di un po' tutto l'arco del Parlamento. In commissione super bonus, soccorso di Italia Viva, nuove regole approvate. Nel super bonus infatti le discussioni sono sempre numerose. Schlein oggi a Porcia e Gradisca di Sonzo, domenica Lollobrigida, le tappe in Friuli Venezia Giulia dal Partito Democratico a Fratelli d'Italia per la campagna elettorale. Partito Democratico, Islam, Forza Italia Gisca, la Lega, noi coerenti, le repliche a Savino nel dibattito del Friuli Venezia Giulia. La presa di posizione moderata di Sandra Savino, candidata alle europee per Forza Italia e coordinatrice del partito in regione, che ha parlato del pericolo di un effetto boomerang dato dall'esacerbare lo scontro sulle moschee. Uno smarcamento dalle posizioni dei salviniani suscita le reazioni dei Dem e del Carroccio stesso. La segretaria del Friuli Venezia Giulia del Partito Democratico Caterina Conti attacca: aspettiamo che le dichiarazioni della sottosegretaria Savino diventino atti politici di governo. Il senatore Marco Dreosto, coordinatore regionale della Lega, affonda: mi sembra di capire che qualche alleato sia in difficoltà. Dopo 5 anni a braccetto con la von der Leyen e i socialisti europei si trovano in una posizione imbarazzante. La Lega invece è chiara: noi rivendichiamo orgogliosamente le nostre posizioni su Islam radicale, diritti delle donne e spose bambine, ha detto Dreosto. La Lega ancora in lite, ma Fratelli d'Italia avverte tutti. Dopo il caso Salvini-Zaia nel Carroccio, il senatore Speranzon dice: con questi numeri, se la democrazia ha un senso, la presidenza del Veneto è roba nostra. 2 giorni a discutere di Salvini contro Zaia e del Dream Team che il capitano avrebbe in testa e da cui attingerebbe per scegliere il prossimo candidato presidente in Veneto. E poi arriva un top player di Fratelli d'Italia a spiegare come stanno le cose. Non siamo affatto sicuri onestamente che il Veneto nel 2025 aspetterà la Lega. Ed è un colpo da KO perché viene dal senatore veneziano Raffaele Speranzon, che ha un rapporto diretto con la premier Giorgia Meloni. La doccia fredda arriva ancora una volta a smentire la visione manichea Zaiani, non Zaiani. Oggi, fino a prova contraria, il 30% in Veneto ce l'ha Fratelli d'Italia. E questo lo vedranno i partiti di maggioranza. Crippa, candidandosi, Zaia poteva spingere il sì al terzo mandato, il vice di Salvini alle europee avrebbe preso un sacco di voti e avremmo avuto più peso per tornare alla carica sulla nostra questione da affrontare, quella del terzo mandato. Poteva fare come Meloni senza andare poi a Bruxelles, ma ha detto che non si sentiva di tradire, ha detto Andrea Crippa, vice segretario della Lega, in occasione di un convegno a Pontida. La rilevazione della SVG, governatori Zaia e Fedriga rimangono i più graditi. Massimiliano Fedriga è sul podio nel ranking dell'operato dei presidenti delle regioni, secondo soltanto al Veneto, anche gli leghisti Luca Zaia, quest'ultimo col 70% dei consensi, è il presidente di regione più gradito, secondo la rilevazione di SVG, effettuata su un campione di 11.589 maggiorenni residenti in Italia, nel periodo compreso tra il 21 febbraio e il 26 aprile. Zaia resta stabile al primo posto con un più 1% rispetto allo scorso anno. Subito dopo appunto c'è Fedriga della Lega con il 64%. Terzo, Stefano Bonaccini dell'Emilia Romagna del Partito Democratico col 62%. Con il 56% il presidente della Campania Vincenzo De Luca, sempre del Partito Democratico, spiazza difatti quarto. Ultimo il governatore della Sicilia Roberto Schifani con il 27% di gradimento. Blinken, siamo agli esteri, vola a Kiev, rassicura Zelensky, gli aiuti arrivano, faranno la differenza. Le truppe russe mantengono la pressione sulle regioni di Kharkiv e annunciano una nuova offensiva verso Sumy. Questa è la visita a sorpresa del segretario di Stato
degli Stati Uniti, che ha rassicurato sull'aiuto e l'invio di armi. Varata la legge sulle interferenze, scontri dentro e fuori il Parlamento, la crisi politica in Georgia, si legge in questa notizia breve. I tank di Israele avanzano, raid e morti a Nuseirat. Guterres è sconvolto, si dichiara sconvolto di fatti. Andiamo a leggere velocemente. L'IDF prosegue l'avanzata con i tank e le truppe a Rafah, passando di quartiere in quartiere nella parte orientale della città più a sud della striscia. Fonti statunitense citate dalla CNN hanno detto di ritenere che abbia ammassato abbastanza truppe per procedere con un'incursione su vasta scala nei prossimi giorni, anche se non sono certi che Israele abbia preso la decisione finale, un terreno di scontro aperto con il presidente americano Joe Biden. Il segretario generale ONU Antonio Guterres si è detto intanto sconvolto dall'escalation dell'attività militare a Rafah e dintorni. Questi sviluppi stanno ulteriormente ostacolando l'accesso umanitario e peggiorando una situazione già terribile. I civili devono essere protetti in ogni momento, ha detto Gutierrez. Boom del settore difesa, più ricavi con le guerre, Italia spesi 35 miliardi, rialzi in borsa. E da Milano, infatti, da Piazza Affari, si guarda anche a quello che è il settore della difesa. Noi ci invece dedichiamo ora all'aggiornamento viabilistico e di eventuali segnalazioni in compagnia della sala operativa della Polizia Locale nel nostro consueto collegamento mattutino. Buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. Buongiorno, prego. Allora, inizierei col dire che la notte è passata molto tranquilla, non abbiamo nulla da segnalare e devo segnalare per la mattinata un presidio nei pressi di Campo San Giacomo che comporta la presenza di circa un 80 persone, per cui magari chi si appresta a transitare in quelle zone faccia attenzione. E analogamente nei pressi di Campo Colonia sono previste delle gare olimpiadi speciali per persone con disabilità, per cui magari potrebbero esserci problemi con traffico, magari qualche veicolo in più rispetto alla norma. E le ricordo che sulla linea del tram da Piazza Casali, Martiri della Libertà e Piazza Dalmazia, la Trieste Trasporti sta effettuando delle prove tecniche e dei controlli, per cui gli eventuali veicoli presenti si ricordino, i proprietari si ricordino di spostare i veicoli. E infine abbiamo la chiusura delle rampe di accesso della grande viabilità, sia per quanto riguarda l'ingresso in via Herrera, parliamo dell'Italcementi, del lato Italcementi, quindi via Herrera, e in via Frigessi in ambo le direttrici di marcia, quindi sia in direzione Trieste che Venezia. Queste rampe sono chiuse per lavori dell'ANAS. Ultima cosa, da mezzogiorno ricordo che sulle rive sono previsti gli sgomberi per l'arrivo della nave, quindi divieti di sosta come al solito sulle rive Mandracchio, Sauro e Marinai d'Italia. Altre cose non avrei da segnalare. Grazie dunque all'assistente Cernecca, buona giornata e buon lavoro. Altrettanto buona giornata anche a voi, salve. Proseguiamo con le notizie dal quotidiano Il Piccolo. Agricoltura e regole, altolà al Prosek croato, è ufficiale, c'è il divieto dell'Unione Europea. Il governatore del Veneto Zaia dice parola fine alla vicenda, il consorzio del Prosecco DOC Prudente, aspettiamo la Commissione. Abbiamo un servizio andato anche in onda ieri nel nostro telegiornale che guarda proprio a questa vicenda che ha radici nel passato e che vede in qualche modo messi a paragone le due denominazioni di due tipi di vino o comunque simili che dir si voglia. Andiamo a capirne di più nel servizio. L'Unione Europea ha deciso, d'ora in poi nessuno potrà utilizzare il termine Prosecco come menzione tradizionale anche se declinata in lingue diverse dall'italiano.
A stabilirlo la pubblicazione odierna sulla Gazzetta Ufficiale Europea del regolamento sulle indicazioni geografiche, che appunto limita fortemente l'uso ingannevole di nomi che possono evocare prodotti in altri luoghi o altre nazioni. Una norma nata sulla disputa tra Italia e Croazia del termine Prošek, che risale al 2021, quando lo Stato balcanico chiese all'Europa di annoverare uno dei suoi vini bianchi tra quelli da fregiare con la menzione tradizionale tipica. Vino liquoroso che però ha un nome troppo simile al Prosecco, difeso tra privati da un importante ufficio legale in tutto il mondo, che ha fatto battere in ritirata importanti multinazionali che avevano cercato anche solo di abbinarlo a delle patatine o a distribuirlo in lattina. Ma qui la controversia è tra nazioni dell'Unione Europea, chiamata per questo a decidere in merito. Così da oggi il Prosecco è solo prodotto dal Veneto e dal Friuli, mentre continua la battaglia su altri fronti, primo tra tutti quello con il Prosecco prodotto da tanti pronipoti di veneti emigrati in Australia. Soddisfazione dunque da parte dei consorzi, a partire dalla DOCG del Superiore di Conegliano e Valdobbiadene, che tra l'altro domani rinnoverà il proprio direttivo. Questa è una decisione molto importante di cui siamo molto soddisfatti, è una decisione che arriva dopo un lavoro che è stato fatto in sinergia anche con i 3 consorzi, che Conegliano Valdobbiadene ovviamente ha dato la sua parte in maniera considerevole per lo sforzo che c'è stato anche di tutti gli studi legali, ma non solo, anche di tutto il comparto del mondo vinicolo e vitivinicolo italiano, che si è unito alla nostra causa. Quindi caso chiuso? Secondo il consorzio Prosecco Doc non proprio, perché la norma vieta sì la confusione dei termini, ma da oggi in poi, e sul testo non è stabilito nulla invece sul progresso, quindi al momento la legge non avrebbe validità retroattiva. Per questo, come ci ha detto il presidente Zanetti, parafrasando una celebre frase di Trapattoni, non dire Prošek finché non l'hai nel sacco. Grande per Trapattoni, che diceva non dire cat se non ce l'hai nel sac. Il Trap diceva: balneari, andiamo al piccolo, subito in vigore, linee guida saranno emanate entro fine mese, le direttive sulle gare. Cagliari, l'assessore regionale, dice si dovranno prevedere aree di spiaggia libera, giusto dare la possibilità di accedere anche a chi non può permettersi di pagare lettine e ombrelloni. Il 21 maggio la riunione finale della commissione con gli enti locali, così eviteremo i contenziosi sui balneari. Difatti è tanto che si discute, la regione poi interverrà a modo suo. Il ministero, l'archivio Vajont torna all'Aquila. La dichiarazione in risposta all'interrogazione del Partito Democratico: ignorate le parole pronunciate da Mattarella il 9 ottobre del 2023, il valore della memoria, gli atti dell'archivio Vajont torneranno all'Aquila, a Belluno resterà solo la copia digitale. La notizia arriva come un duro colpo al lavoro diplomatico di mesi, culminato il 9 ottobre del 2023 con le parole del Presidente della Repubblica Mattarella. Dopo quella dichiarazione fatta sulla diga, la strada sembrava tutta in discesa, ma quello che è successo ieri ha riportato l'orologio indietro di anni. Tutto nasce dall'interrogazione presentata in ottobre dai deputati del Partito Democratico Scarpa e Fassino, in cui si chiedeva di rendere definitivo il trasferimento del fondo di archivio processuale del disastro del Vajont nella sede dell'Archivio di Stato di Belluno. La risposta del Ministero della Cultura è arrivata ieri. Una volta finita la digitalizzazione, gli archivi processuali torneranno all'Aquila, mentre a Belluno rimarrà la copia digitale. Le operazioni di digitalizzazione dei 160.000 documenti si sono già concluse e dentro qualche mese i documenti saranno online. Il rientro all'Aquila potrebbe avvenire entro l'anno, nel 2025 al più tardi. Faro su ultramilanisti, spedizione punitiva con il rapper Fedez, il caso Jovino. Nell'ipotesi della Procura di Milano, Fedez sarebbe stato il concorrente morale, ossia il presunto istigatore della spedizione punitiva ai danni di Cristiano Jovino, pestato da un gruppo di suoi amici fidati, tra cui ultra rossoneri, alla presenza dello stesso rapper che in una prima fase avrebbe cercato anche di colpire il personal trainer. 2 agenti ammazzati e un narcoboss evaso, caccia all'uomo in Francia, in fuga con i suoi complici. Mohamed Amra, detto La Mosca, la rabbia di Macron, saremo inflessibili. La ricerca vede impegnati 350 uomini. Vediamo le immagini in questa pagina, con questo comando armato, il punto dell'incidente, poi la Gendarmerie Nationale, ovvero la forza dell'ordine francese, e l'intervento dunque della polizia. Ore 11, casello autostradale di Incarville, Normandia.
Sotto la pioggia battente scatta l'assalto, un comando di uomini pronti a tutto punta i fucili a pompa contro i furgoni della polizia penitenziaria. Sanno che a bordo c'è il loro boss, Mohamed Amra, detto La Mosca, in carcere per un tentato omicidio ma in attesa di giudizio per reati gravissimi, dal rapimento al traffico di droga, dalle rapine all'accusa di essere il mandante di esecuzioni di boss rivali all'estero. Il bilancio è di 2 agenti uccisi, 3 feriti e il detenuto in fuga, insieme con i suoi complici. Scatta il piano Sparviero. 350 uomini battono il territorio attorno all'autostrada da ieri mattina. Saremo inflessibili, tuona il presidente Emmanuel Macron. Ero in giardino, ha raccontato ai media francesi Jérôme, che abita vicino al casello della A154 e che quando era in servizio indossava la divisa della gendarmeria. Ho sentito una prima serie di una trentina di colpi di armi automatiche. Poi più niente, la calma è durata circa 1 minuto, poi si è udita una fortissima detonazione, sembrava una bomba, seguita da 2 ultimi colpi di armi da fuoco. In realtà, secondo le immagini riprese della videosorveglianza del casello, tutto è durato esattamente 2 minuti. Una Peugeot 5008 nera che aveva già superato il casello si è lanciata contromano, finendo muso contro muso con il furgone, bloccandolo. Sono usciti alcuni uomini vestiti di nero con il passamontagna e i fucili. Hanno fatto fuoco contro la camionetta, fatto uscire il loro boss e poi sono fuggiti a bordo di un Audi A5 bianca e di una BMW Serie 5. I veicoli sono stati successivamente bruciati e ritrovati nei paraggi. Uno degli assalitori sarebbe rimasto ferito, ma non ci sono certezze. A sparare al veglione fu il capo della scorta, il caso Pozzolo, sul capodanno Dai del Mastro. Alla fine ha mantenuto la promessa e ha fatto il nome. A sparare la sera di Capodanno alla Proloco di Rosazza a Biella, secondo Emanuele Pozzolo, è stato il caposcorta del segretario Andrea Del Mastro, l'agente di polizia penitenziaria Pablito Morello, il parlamentare sospeso di Fratelli d'Italia, unico indagato per quel colpo di pistola partito dal suo mini revolver, ha aspettato 4 mesi e mezzo prima di fornire al capo della procura di Biella, Teresa Angela Camelio, la ricostruzione che dovrebbe scagionarlo. Andiamo noi invece in pubblicità. Dopo questa serie di notizie di cronaca anche internazionale andremo a vedere tra non molto le pagine della cronaca di Trieste. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, mercoledì 15 maggio, vi ricordo gli ospiti di questa mattina, dalle 8 alle 9 assieme al consigliere comunale Giorgio Sclip, rappresentante della lista Russo.Franco, dalle 9 alle 10 assieme all'assessore comunale al bilancio Everest Bertoli. Torniamo al piccolo, Patto TVAS per affrontare la sfida del clima, oltre 40 scienziati da 36 paesi in via di sviluppo a Trieste per incrementare le conoscenze e definire nuove azioni. Ci sono alcune dichiarazioni proprio di questi scienziati provenienti, come visto, da diversi paesi, fra uomini e donne, che affrontano i temi legati al clima, i dati sull'impatto delle misure, la necessità di agire entro 10 anni, altrimenti diventerà sempre più difficile, le temperature in Italia e nel mondo, ma anche la siccità e le alluvioni in Tanzania, in Benin, la sicurezza alimentare, focus ovviamente è sui paesi in via di sviluppo. Andiamo a leggere invece nella pagina che guarda ai Balcani. Il nucleare in Slovenia, Pirk Musar sul reattore di Krško 2, fare chiarezza per i cittadini. La Presidente supporta l'investimento da 16 miliardi, ma sollecita l'informazione proprio nei confronti dei cittadini, la trasparenza dovuta secondo la Presidente. Pristina blocca il patriarca Porfirie, impedita l'entrata in Kosovo al capo della Chiesa serbo-ortodossa per l'evento al monastero di Pec. Belgrado protesta. Capitolo economia, Fincantieri punta a 8 miliardi di ricavi tra i big della difesa grazie all'ex BAS. Folgero dice agli analisti, leader nel settore subacqueo, i mercati promuovono l'aumento, il titolo guadagna il 2,12%. Finanza agevolata, FVG Plus approva il bilancio del 2023, la società in-house chiude con un modesto utile di 27.000 euro il bilancio 2023 di FVG Plus, la società in-house controllata dalla Regione che detiene una partecipazione dell'85-71%, mentre la parte restante del capitale è nelle mani di Friulia, la cui mission è gestire e implementare politiche regionali a vantaggio sia delle imprese
che dei cittadini, ottimizzando l'uso degli strumenti finanziari agevolati a disposizione. Economia ancora, Brennero, l'Unione Europea boccia i divieti dell'Austria contro le regole, il parere della Commissione che dà ragione all'Italia, il governo prepara il deferimento alla Corte di Giustizia. ERA conferma il piano industriale, 143 milioni di profitti nei conti del gruppo ERA. Energia, con Italgas incide l'effetto super bonus e poi la multi-utility A2A chiude il trimestre con un balzo dell'utile. Accordo di Stellantis con Leapmotor e iCar cinesi al via a settembre in Italia. L'amministratore delegato Tavares annuncia il perfezionamento del closing, ora acceleriamo con l'export, una rete di 200 dealer. La APB Motor, in questo riassunto fornito dall'ANSA, nata nel 2015, fondata in Cina, si occupa fra le sue attività di progettazione, ricerca e sviluppo di produzione dei veicoli elettrici intelligenti, le soluzioni per le guide autonome, i gruppi di trasmissione per i veicoli elettrici, sistemi di alimentazione a batteria, le soluzioni per veicoli connessi basate su cloud, produzione di piattaforme modulari e di architettura tecnologica. Le componenti principali sviluppati e prodotti in modo indipendente, il 60% del costo totale del veicolo. Leapmotor ha ceduto il 21% a Stellantis per circa 1,5 miliardi di euro. L'obiettivo è di cogliere tutte le opportunità offerte dal mercato internazionale. Questo è Leapmotor. Fondazione CRT, c'è l'accordo, Poggi sarà presidente a Torino. Questa è la notizia riportata dalla pagina. Oltre la borsa, guardiamo all'articolo di Roberto Weber, la guerra asimmetrica, motore di antisionismo, in questo articolo che vediamo in pagina. Andiamo alle notizie di Trieste. Apre in via Sette Fontane un nuovo centro islamico, la vecchia panetteria al Civico 28, acquistata dall'associazione Said Nursi. Lavori già iniziati, il presidente della comunità Akram dice costruiamo ponti. Sarà il secondo in città, richiesto il cambio di destinazione d'uso, logicamente, da un tipo di attività a un'altra. In città 8.000 musulmani, numeri in costante crescita, le nuove esigenze di spazio. La comunità islamica a Trieste oggi è composta da circa 8.000 persone, nel 2015 se ne contavano 6.000, erano 3.000 invece nel 2013, una costante crescita quindi, considerando anche che a questi numeri si aggiungono i tanti migranti in arrivo a Trieste. Era luce, ancora sconfitta al TAR, illuminazione cittadina a Edison, verso la svolta da luglio con il subentro del nuovo fornitore. L'operazione vale quasi 100 milioni di euro, respinto il ricorso del gestore uscente sulla gara. L'assessore Bertoli auspica la massima collaborazione proprio del gestore che cesserà l'incarico. Ennesima e probabilmente decisiva sconfitta di Era Luce, leggiamo, nel lungo contenzioso giudiziario che la vede opposta al comune nell'affidamento dell'illuminazione pubblica del territorio municipale. La controllata di Acega Sapies e Amga e dunque della holding Era, seconda multi-utility nazionale, gestore uscente, deve quindi passare la mano a Edison, che inizierà a operare il prossimo 1 luglio sulla base di un project financing che vale 69 milioni di canoni e 25 milioni di investimenti. In tutto quasi 100 milioni, si tratta di una delle maggiori operazioni finanziarie correlate all'attività comunale, lampioni, semafori, luminarie natalizie e molto altro. Catasto e tavolare da regolare prima di vendere Casa Francollo, l'edificio abbandonato in Cittavecchia. Casa Francollo, una delle più sfortunate proprietà comunali nella zona del piano urban, sempre in attesa di incontrare un destino meno crudele dell'attuale abbandono, esce da un pluriennale letargo amministrativo, se non altro per regolarizzare la sua situazione urbanistica, catastale e tavolare. Stipendi del Burlo, fallito il tentativo di conciliazione, incontro in prefettura per la UIL e la Nursind. Qui in foto Stefano Bressan della UIL FPL e Luca Petruz proprio di Nursind. Andiamo a leggere una fondazione benefica nel nome di Rinaldi. A 2 anni dalla scomparsa, la famiglia del fisioterapista di cui si sono perse le tracce sulle montagne di Cogne aiuterà le persone in difficoltà.
a giorni una messa e in estate nuove ricerche. Ancora qualche giorno e saranno passati 2 anni dalla misteriosa scomparsa del triestino Raffaele Rinaldi, meglio conosciuto come Raphael, sulle montagne di Cogne. Il corpo del fisioterapista, nonostante lunghe e complesse battute di ricerca, non è mai stato ritrovato. La replica di Asuggi, consultori, nessuna evidenza di disservizi. L'azienda sanitaria risponde alle segnalazioni degli utenti che su queste colonne raccontavano di disagi e ritardi nei servizi a seguito della riorganizzazione dei consultori con la chiusura dei 2 presidi di San Giacomo e di San Giovanni. Non ci sono evidenze degli elementi riportati, scrive il direttore generale Antonio Poggiana, pur non potendo dare riscontro puntuale a tutte le testimonianze. In alcuni casi il cognome non è riportato per ragioni di privacy. La direzione di Asuggi assicura che in seguito a verifiche e indagini è emerso che non esistono situazioni di pazienti persi. Inoltre al momento non risultano attese poi la visita post parto, mentre per perdite ematiche o di liquido amniotico l'indicazione è l'invio in ospedale, ha detto Poggiana in una nota. Nuove aree gioco, spazi verdi a Aiuole, la pineta di Barcola pronta per l'estate, inaugurate opere da 220.000 euro finanziate dalla Fondazione CR Trieste. La ripavimentazione del Porfido è prevista per fine stagione. Il cantiere è terminato sul lungomare, vanno avanti i lavori in altri tratti, sempre di Barcola. Il futuro del settore edile tra digitale e sostenibilità, il convegno di ANCE, FVG e Area Science Park, confrontarsi sulle necessità e le sfide nell'edilizia per tracciare tra tecnologia all'avanguardia e nuovi approcci il futuro del settore. Questo è l'obiettivo di l'edilizia e la 4ª rivoluzione industriale, un problema, un'opportunità, un rebus. Questo è il convegno organizzato per il 45esimo anniversario del rapporto No Limits to Learning dell'ANCE del Friuli Venezia Giulia. Ancora in breve, intercettati transiti di tir troppo pesanti dalla polizia locale, la visita in municipio del procuratore Zampi, l'attenzione al Porto Vecchio e poi in piazza Ponterosso dà in escandescenze e si getta nel canale. Sono stati pochi ma concitati momenti di confusione culminati con un tuffo e con l'intervento delle forze dell'ordine del 118, protagonista un uomo che nel tardo pomeriggio di ieri si è lanciato nel canale per sfuggire al tentativo d'arresto della polizia locale intervenuta a seguito di alcune segnalazioni. Da quanto si apprende l'uomo, in evidente stato di alterazione, stava importunando alcuni passanti nei dintorni di piazza Ponterosso. All'arrivo delle forze dell'ordine il giovane avrebbe dato in escandescenze iniziando a correre in un tentativo di sottrarsi e infine si è tuffato nel canale sotto lo sguardo attonito di chi a quell'ora affollava i bar della zona. Sul posto è intervenuto il 118 con un'ambulanza e un'automedica. Soccorso e recuperato dalle acque, l'uomo non ha riportato ferite. Sfida tra centinaia di studenti a colpi di modellini di navi. Coinvolti gli alunni di 30 classi delle scuole medie e superiori di tutta la regione hanno fatto galleggiare le imbarcazioni in miniatura costruite in classe in Porto Vecchio la rassegna Mare in FVG. A pro di bandiera blu, la Lega Navale confermata, esce Porto Piccolo, il premio per la qualità delle acque e a tal riguardo andiamo invece a guardare le bandiere blu che toccano le spiagge e le località di Grado e Lignano, andando a vedere proprio in queste località punti di interesse che la regione può vantare nel suo panorama estivo. Puntuale come ogni anno arriva il bollino di qualità per le località turistiche estive italiane attribuito dalla Foundation for Environmental Education. Il Friuli Venezia Giulia conferma le 2 bandiere blu per Lignano e Grado. La cerimonia di consegna del riconoscimento è avvenuta nella sede del CNR di Roma. 32 i criteri di valutazione di cui tiene conto la giuria internazionale, criteri che vengono aggiornati periodicamente per stimolare le amministrazioni, spiega il braccio italiano della Foundation, a risolvere i problemi di gestione del territorio. In totale i vessilli sinonimo di qualità in Italia sono 236, 10 in più dell'anno scorso. Sono invece 81 gli approdi bandiera blu 2024 in Italia, di cui 13 in regione, di questi 9 in provincia di Udine, 3 nell'Isontino ed 1 a Trieste.
Intanto l'assessore regionale al demanio, Sebastiano Callari, ha annunciato che entro fine maggio sarà pronto il regolamento per le concessioni balneari. L'intento della Regione è adottare una linea d'azione univoca nell'organizzazione delle gare, in accordo con la normativa nazionale introdotta dal governo Draghi. A facilitare l'accelerata è stata l'istituzione di un tavolo tecnico tra Regione ed enti locali per definire una metodologia condivisa dai comuni delle località costiere. Questo dovrebbe limitare i contenziosi e consentire l'avvio delle gare. Dal 24 al 26 maggio Trieste si appresta a ospitare il 36esimo raduno dei Fanti d'Italia, un'iniziativa seconda solo a quella del raduno degli Alpini per numero di partecipanti. In città sono attese circa 10.000 persone, il 26 ci sarà la sfilata. Nuovi smottamenti a Piscianzi, crepe fra le vie Molini e Moreri, l'allarme dei residenti, le fenditure all'incrocio si allargano sempre di più. Il Comune pensa a un intervento finanziato dalla Regione, massima attenzione su Piscianzi, la circoscrizione dice il problema è noto e sarà gestito come fatto in altri punti. Questo segue i problemi a Sottomonte. La curiosità compie 70 anni la cappelletta di Monsignor Zorco, lo leggiamo accanto come notizia in questa pagina. Variante per l'ex Pavan, polemiche in commissione e polizia all'ingresso. La riunione in Consiglio Comunale è stata una commissione comunale blindata, la sesta presieduta da Salvatore Porro, andata in scena ieri mattina nella sala giunta del Comune. La riunione si è caratterizzata per la presenza della polizia e dei carabinieri sotto il municipio a controllare che non ci fossero tensioni, perché uno degli ordini del giorno prevedeva la discussione sulla variazione al piano regolatore generale legata alla volontà di costruire l'impianto sportivo in via Frausin, l'ormai famoso comprensorio dell'ex Pavan, oggetto nelle scorse settimane della protesta dei comitati. L'asilo nido di Roiano divide le circoscrizioni, posizioni opposte sulla privatizzazione. Infatti le circoscrizioni si spaccano sulla privatizzazione dell'asilo nido di Roiano. Se nella quinta a prevalere è stato il voto contrario espresso dall'impulso del centrosinistra progressista, nella sesta e settima circoscrizione i consiglieri di centrodestra esprimono parere favorevole, approvando a maggioranza la delibera che affida ai privati la gestione della struttura. Servizi postali nel caos a Sgonico, lettere in ritardo mai consegnate, la sindaca Crovatin scrive nuovamente a Poste Italiane, disagi alla popolazione, si prendono subito provvedimenti, in difficoltà i residenti del Carso. Marcia Cochisce compie 10 anni, l'appuntamento è domenica, premio Bombizza al volontario Mauro di Cuore Amico, il presidente dell'associazione. Vediamo poi in questa immagine l'iniziativa promossa dall'associazione Studium Fidei. Nasce la Carta di Trieste per l'etica nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Ieri un incontro presso la sede della Studium Fidei, nel centro di via Tigor, dove il gruppo a lavoro da un anno ha presentato questo documento, la Carta di Trieste sull'intelligenza artificiale. Vediamo. Nasce nel marzo dello scorso anno con l'obiettivo di valutare l'incidenza dell'intelligenza artificiale nei vari settori professionali e privati. Nasce da un gruppo composto da rappresentanze del mondo imprenditoriale, della Chiesa, del giornalismo, della sanità e più in generale da professionisti che hanno così elaborato nel corso di un anno circa la Carta di Trieste sull'intelligenza artificiale. Il gruppo fa capo all'Associazione Culturale Studium Fidei ed è composto da un comitato etico e tecnico-scientifico che ha analizzato l'impatto dell'intelligenza artificiale nella società. Abbiamo visto che era forse necessario tracciare delle linee etiche, non tanto per mettere paletti, ma per sottolineare il valore della ricerca. Noi proponiamo una serie di principi, una serie di considerazioni fatte da esperti trasversali di vari settori che con il loro lavoro e la loro esperienza e professionalità hanno fatto una serie di analisi in un confronto continuo all'interno di un comitato etico e tecnico-scientifico all'interno dello Studium Fidei che ha elaborato questa carta. Questa carta è sicuramente uno strumento e contiene molti suggerimenti. La carta è composta da 10 articoli
articoli fra riferimenti all'etica e ai principi fondamentali, ai diritti della persona, alla privacy, l'applicazione della tecnologia in ambito di tutela della salute e il diritto d'autore. La Carta di Trieste, redatta in forma libera con l'apporto di competenze trasversali, si prefigge l'obiettivo di contribuire a fissare alcuni principi che possono indirizzare le politiche future in materia di intelligenza artificiale, ponendo al centro l'agire dell'uomo quale presupposto essenziale nello sviluppo e applicazione della medesima. Sicuramente la tecnologia va inseguita, questo è il problema che dobbiamo affrontare tutti quanti noi. È anche vero che l'Italia è particolarmente attiva su questo fronte e può rappresentare una punta di diamante anche a livello europeo, e quindi penso che è importante condividere e parlarne. Abbiamo presentato come bozza anche all'ONU e anche alle questioni anche internazionali, europee, e ci hanno detto che è un'iniziativa di qualità che potrebbe fare da locomotiva da traino. Andiamo alla pagina della cultura, il sottoscala di una politica senza cultura, il braccio di ferro sul trasferimento del sovrintendente della Fenice a Milano è lo specchio di un paese interessato solo all'occupazione inutile delle poltrone, punto critico di Alberto Mattioli. Fortunato Ortombina traslocherà dalla Fenice alla Scala dal 1 giugno prossimo, come vuole il sindaco di Milano Beppe Sala, o da settembre, come pare vorrebbe lui. È il sovrintendente che deve affiancare in attesa di succedergli Dominique Maier. Se ne andrà alla scadenza del contratto nel febbraio del 25 o accetterà la proroga di pochi mesi proposta dal Consiglio di amministrazione come contentino dopo il mancato rinnovo. E ancora, in questo gioco delle sedie musicali, è il caso di dirlo, chi prenderà il posto di Ortombina che prende il posto di Maier? I nomi che circolavano sono improbabili persino per questa destra maldestra, che ha più poltrone da assegnare che personaggi per occuparle. Forse a Ortombina succederà invece il suo direttore generale, Andrea Herri, che però naturalmente andrebbe affiancato da un direttore artistico da individuare. Il punto critico, come detto, di Alberto Mattioli su ruoli, poltrone, in questo caso, e musica. Il matrimonio che non funziona nell'indagine di Carlo Rimini, l'intervista Elena Commessatti per quanto riguarda il libro qui in oggetto. Addio Roger Corman, il regista dei B-Movie che amò il Fanta Festival nel 1963, arrivò a Trieste per il debutto a San Giusto, poi altre 3 visite in città. Nel 2009 il premio alla carriera. Ancora una ribalta per 6 di fotografi e immagini al Circolo Fincantieri alle 18 in Galleria Fenice. Alessandra Celletti apre Satierose, l'ho suonato al primo saggio. La pianista romana stasera al Teatro Miela alle 19 la mostra Il suono delle immagini. Appuntamento anche con La madre di Eva, il racconto transgender di Stefania Rocca alle 20:30 al Politeama Rossetti. Art Gallery a Cesana con le piccole allieve di Gea e Erdecka Zvezda. Per quanto riguarda la danza, domenica alle 17 e alle 20. La storia di Cavana con il dottor Dino Cafagna alle 17 oggi alla Biblioteca Statale Stelio Crise, in largo Papa Giovanni XXIII. Si terrà una conferenza dal titolo La storia del rione di Cavana, storia, curiosità, tradizioni, case chiuse e vicende del più caratteristico rione di Trieste, con la proiezione di immagini originali. Sarà relatore Dino Cafagna, medico internista, cardiologo e medico sportivo con la passione del collezionismo di stampe, libri e documenti antichi riguardanti la nostra città. E come sapete il dottor Dino Cafagna tornerà nostro ospite i mercoledì. Andiamo allo sport. In primo piano la Triestina, Unione, cuore e metà gara perfetta, ma con il Benevento è pari a Rocco. Gli alabardati a segno con Redan hanno anche colpito un palo e una traversa. Finale di sofferenza sabato, la gara di ritorno. Queste le immagini, quindi le azioni salienti della partita di ieri che si è giocata a Rocco. Alle 21 la coreografia della curva Furlan, una curva che ha cantato dal primo all'ultimo minuto per sostenere la squadra. È stato infatti l'elemento in più che ha spinto i rossolabardati a una buona prestazione, soprattutto nel primo tempo. Partita giusta, partita con le marce giuste, soprattutto anche in difesa, con l'attenzione di Malomo e del portiere Agostino, che poi ha finito la gara
infortunato. Qui l'azione di Correia che ha provato un tiro dalla distanza, da fuori area. Come detto, un buon primo tempo per la squadra rossolabardata, che ha rivisto in campo Redan dal primo minuto, lui che mancava titolare da diverso tempo. Qui proprio il gol di Redan su assist di Vallocchia e il pallone spedito nell'angolino contro il portiere del Benevento. L'esultanza anche un po' polemica di Redan, che era stato escluso dall'11 titolare nelle ultime partite. Qui ha colto l'assist del compagno e ha segnato il gol dell'1-0. La punizione di Petrasso che abbiamo appena visto, il mancino tirato e di poco lontano dal centrare, in questo caso però la traversa. Ancora azione della Triestina con il tiro in porta, poi toccato dalla difesa e finito sul palo, che ha permesso alla Triestina di mettere a referto una nuova occasione da gol. Qui Vallocchia che si dispera dopo la sua caduta in area, il tiro invece poi sporcato dall'avversario era opera di Germano. Ancora Triestina nel primo tempo, la traversa del numero 4 in maglia rossa, che ha sparato questa conclusione importante, che però, come rivediamo anche dal replay, colpisce la traversa e per poco non permette la gioia del 2-0 ai tifosi del Rocco. Cambia un po' il ritmo nel secondo tempo, l'Unione gioca in maniera più cauta, il Benevento ha preso coraggio ed è poi riuscita a pareggiare. Lo vedremo tra poco, probabilmente l'azione del gol. Qui invece l'infortunio che è accorso ad Agostino, il portiere della Triestina, che ha dovuto lasciare il campo. Al suo posto è tornato tra i pali Matosevic. Ancora Benevento in attacco, il tiro e il gol che vale l'1-1, un gol, va detto, anche di pregevole fattura da parte di Lanini, che ha indovinato l'angolo lontano. Nulla ha potuto fare Matosevic nel suo tuffo, guardate il tiro, insomma una parabola veramente bella per un giocatore di calcio, un giro che ha dato alla palla importante, e quindi il gol del pareggio. Poi attimi di preoccupazione per la Triestina per il forcing operato proprio dal Benevento nei minuti finali. Qui la parata di Matosevic, qui ne seguirà un'altra che è stata piuttosto importante per il risultato, dovrebbe essere questa azione qui. Ecco qua infatti la chiusura sul primo palo del portiere della Triestina a un nuovo assalto del Benevento, che poi riesce ad arrivare al tiro anche in questa occasione, e Matosevic che si è disteso e con la manona ha allontanato il pallone che si stava andando su quell'angolo dove Redan aveva segnato il gol dell'1-0. Finisce dunque così, poi non ci sono stati ulteriori altri momenti, a parte questo gol annullato ovviamente, che è stato fondamentalmente l'ultimo atto della gara per il fallo in attacco del Benevento. Difatti il calcio, il gioco pericoloso ai danni di Rizzo, il tiro poi si era anche infilato a rete per gli ospiti, non c'era nulla, ha detto l'arbitro, che ha fischiato la fine della gara, e dopo, essendo stato anche spinto dal numero 14 del Benevento, lo stesso numero 14 si è preso il cartellino rosso. Non sarà della partita nella gara di ritorno, che si giocherà sabato a Benevento con nel punteggio di 1-1, come abbiamo visto, esito della partita di ieri allo Stadio Rocco. Ci fermiamo noi per la rassegna stampa, ci rivedremo tra poco, sempre in diretta con Sveglia Trieste. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, siamo in compagnia del consigliere comunale della lista Russo, Punto Franco, Giorgio Sclip. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, abbiamo letto dal piccolo come ci sia stata una, diciamo, divisione di scelte da parte delle circoscrizioni per quanto riguarda la privatizzazione dell'asilo di Roiano. Eccola qua la notizia. L'asilo di Roiano divide le circoscrizioni in posizioni opposte sulla privatizzazione. La lista Russo recentemente ha organizzato una conferenza alle 15 di qualche giorno fa proprio per parlare di questo, ovvero della scelta di affidare all'esterno i servizi educativi in quello che è un asilo comunale. Certo.
tanto atteso anche per i posti che metterà a disposizione per la zona, ma un po' per tutta la città. Struttura nuova, fra l'altro, che deve essere ancora completata, non tanto l'asilo quanto il comprensorio intero. Sclip. Il resto, sì. Sì, certamente, parte il discorso dell'opera, no? Che insomma è come anche altre opere cittadine, è tutto quanto in ritardo, parliamo appunto dell'intera piazza, criticabile da vari punti di vista, per il tanto cemento messo, per tutto sommato la scelta di costruire dei contenitori, sia l'asilo sia il posteggio, che di fatto hanno fatto sì che quello spazio, l'ex caserma appunto della polizia, non possa diventare uno spazio, come dire, un altro giardino pubblico, uno spazio su un unico piano, quindi accessibile un po' a tutti in maniera comoda e dove possa essere messo del verde significativo, ecco, quindi degli alberi. Sappiamo che il verde verrà messo sostanzialmente in delle terrazze, insomma, per cui probabilmente inizialmente sarà tutto bello, però poi sappiamo che nel tempo in realtà questi giardini pensili hanno bisogno di una grande manutenzione, ecco, tutto lì. Entrando nel merito della scelta dell'asilo di Roiano, su cui avevamo chiesto anche proprio già molto tempo fa come lista Russo.Franca, avevamo chiesto informazioni sulla gestione, anche per sapere quando sarebbe stato possibile appunto iscrivere i bambini all'asilo, e anche appunto non c'era stata alcuna risposta sostanzialmente, e abbiamo scoperto poche settimane fa che la proposta, o meglio la scelta dell'amministrazione comunale sarà quella di gestire in una sorta di copartecipazione pubblico-privata, diciamo assegnando al privato l'asilo, riservando però dalle graduatorie pubbliche noi la metà dei posti. A noi questo è parso subito, diciamo, visti gli esiti che ci sono stati nelle circoscrizioni, direi non soltanto a noi, ecco, perché sostanzialmente la stragrande maggioranza delle circoscrizioni ha votato contrariamente a questa proposta di delibera, sostanzialmente, a questa scelta. Quindi credo sia una visione e un sentire comune questo, perché ricordo le circoscrizioni non sono tutte a guida e a maggioranza, riflettono un po' quello che avviene in Consiglio Comunale, quindi la maggioranza sostanzialmente è a guida centrodestra. Quindi questo è un segnale importante che arriva, no? Un segnale importante perché la scelta di consegnare chiavi in mano un edificio costruito con soldi pubblici, anche peraltro molto bello, devo dire la verità, noi abbiamo avuto l'occasione di visitarlo con la commissione che si occupa appunto, no, degli spazi, dei lavori pubblici eccetera, e ancora mesi fa la struttura è anche molto bella, tutte quelle finestre che si vedono lì sulla fotografia, affacciate su questa, diciamo, piccola, comunque insomma zona verde, assolutamente sicura, protetta eccetera, quindi una struttura interessante, arredi che ho visto sono appena arrivati, quindi ecco, consegnare tutto questo realizzato con soldi pubblici, con soldi nostri, dei cittadini, ad un privato sembra oggettivamente una cosa molto strana, no? Allora, ora non scopriamo oggi che alcuni asili a Trieste sono gestiti da privati, non c'è niente di male, però è cosa ben diversa dal dire questo è un terreno, caro privato, puoi acquistare un terreno, c'è un contributo magari pubblico perché comunque fai un servizio che fa bene alla collettività, certo. C'è un contributo pubblico, però insomma costruisci la tua struttura, spendi dei soldi tuoi privati e poi gestisci la struttura, l'asilo eccetera, no? Questo è un punto, è una prima situazione. La seconda situazione è quella che non si capisce come un comune dove recentemente si vanta, diciamo, di avere, insomma è stato riportato il dato di un avanzo di bilancio importante, dichiari che in questo momento non c'è la possibilità di spendere soldi per scorrere le graduatorie sostanzialmente, per assumere un tot di educatori. Quindi il problema, infatti per chiarire anche per chi ci segue, il problema è la mancanza di personale comunale, sì, che possa andare a lavorare in questo asilo, giusto? In questo momento dalle dichiarazioni dei due assessori, insomma sostanzialmente è stato detto questo, che il comune non ha la possibilità di assumere personale e che quindi la scelta di diciamo, gestire il tutto tramite il privato appare la scelta migliore. Ecco. Ricordo che sarebbe veramente una scelta controcorrente
soprattutto per una città, la nostra, Trieste, dove la storia anche un po', no? Ma anche la cultura in cui viviamo, le scuole pubbliche sono preferite di gran lunga alle scuole private, ad esempio, anche nella nostra città. Il fatto di affidare una struttura pubblica, quindi comunale, a un privato, sappiamo porta in sé anche tante criticità. Prima tra tutte i costi di gestione, cioè il comune intende risparmiare sull'educazione dei nostri figli, ok? Perché sappiamo bene che un dipendente comunale viene assunto a un certo stipendio, un certo inquadramento, una certa possibilità anche di, come dire, di stare a casa se sta male, eccetera, diritti, diciamo, dei lavoratori tutelati. In un asilo privato evidentemente, probabilmente, i contratti sono di tipo diverso, le condizioni sono peggiori, no? Sappiamo tutta la storia della Europromos, musei, eccetera, insomma, no? Costi uomo, donna, ora bassi, molto risicati, eccetera. Ecco, se la strada che si intende percorrere è quella, certamente ci si aspetta che il livello del servizio sia inferiore, anche perché probabilmente, con grande probabilità, il titolo di studio, ad esempio, per entrare in un asilo comunale è stabilito da leggi nazionali, concorsi pubblici, eccetera, mentre il privato sappiamo che può prendere tutto sommato chiunque, quindi non che un titolo di studio sia garanzia di un buon servizio, però insomma il titolo di accesso certamente è superiore, si assume una persona che ha delle competenze e quindi è più facile, insomma, poi ottenere dei risultati interessanti. Rientra in questo quadro ancora Europromos? Se ne è sentito parlare? Mi sembra che, era comparso un annuncio di ricerca di personale da adibire a servizi educativi nella comune di Trieste a nome Europromos, quindi questa era dopodiché è apparsa e scomparsa dal web, diciamo. Comunque certamente si perde un po' il controllo, perché poi il privato può fare quello che vuole, può prendere chi vuole, insomma gli standard come dire, vengono definiti non sono in linea con i servizi comunali. Ecco, quindi tutta questa vicenda a noi è parsa davvero subito molto strana, e ci sono state anche delle situazioni particolari nelle circoscrizioni, se non ricordo in che circoscrizione, la consigliera ex assessore parlamentare oggi Matteoni, che è rimasta fino a notte fonda a sostenere questa scelta in una circoscrizione. Insomma, ci è parso abbastanza inusuale anche questo, insomma, no? Quindi purtroppo tutta una serie di, cioè, voglio dire, non si vede molto spesso quella presenza di no? Addirittura in sede di circoscrizione, non di consiglio comunale, a difendere una scelta. Ci è parso tutto un po' forzato, una scelta cioè poi anche molto affrettata e non annunciata. Lei dice che la presenza di Matteoni, che è segretaria provinciale, sia stato un modo per, come dire, fare un po' di pressione, imprimere un'idea di partito che voleva essere rispettata? Insomma, adesso io non ero presente, ho letto un po' sul giornale, insomma, ho sentito le notizie, quantomeno una cosa un po' inusuale, no? Inusuale che in una seduta circoscrizionale, dove tutto sommato, insomma, voglio dire, parliamo di un rione cittadino, ci sia un dibattito così intenso, ma no, questo non è strano in realtà nelle circoscrizioni, dove ricadono più pesantemente le scelte in realtà dell'amministrazione. Però le circoscrizioni hanno comunque un parere non vincolante, no? Certo, questo quindi infatti... diciamo che fare la voce grossa in un contesto dove la decisione poi in verità non viene presa, ma viene semplicemente suggerita, viene dato un parere, certo. È comunque una mossa politica, diciamo così, a prescindere da chi, può essere Fratelli d'Italia come può essere la lista Russo, certo. Mantenere una presenza comunque di rappresentanza provinciale, il segretario, un consigliere comunale, capogruppo, sì. ad interessarsi della questione, da un lato è lodevole per l'interesse proprio della dinamica, dall'altro è anche come dire, una sottolineatura politica della storia. Assolutamente, infatti questo è, diciamo, questo è molto, molto chiaramente, direi. Poi sappiamo, è vero, che anche se tutte le circoscrizioni votassero o dessero parere negativo,
e abbiamo già visto varie delibere, ad esempio quella sull'Eurovia, arrivare, ad esempio per dire una che divide molto, no? Arrivare in consiglio comunale con tutti i pareri, addirittura di tutte in alcune sezioni, o della maggioranza di circoscrizioni, parere negativo, parere contrario, quindi il Consiglio Comunale approva. Sì, certo. Questa è evidentemente però un segnale importante, no? Credo, che è proprio di non ascolto del territorio. Non ascolto del territorio, poi siccome in Consiglio Comunale i numeri, la maggioranza evidentemente li ha e può far passare sostanzialmente quello che vuole, siamo d'accordo, insomma, può farlo, però se ne assume una responsabilità ben più grande probabilmente di quella che probabilmente è il caso di prendersi in alcune situazioni. È un processo irreversibile questo dei Roiano? Ma a giudicare dalle dichiarazioni degli assessori in questo momento, dalle prese di posizione della maggioranza, di chi fa le scelte, sembrerebbe di sì, insomma, finora tutte le dichiarazioni. Non so, io mi auguro sinceramente che un po' la mobilitazione dei dipendenti, diciamo dei sindacati collegati agli educatori comunali, sia la presa di posizione e il dibattito che c'è stato nelle varie circoscrizioni, quindi un po' una volontà veramente diffusa, una dimostrazione di contrarietà a questa scelta, possa far ritornare indietro su questa decisione, no? Perché poi evidentemente si apre una strada in questa maniera. Questa è una prima situazione in cui questa scelta porta a regalare sostanzialmente a dei privati una struttura pubblica, però potrebbe essere pericoloso, ecco, perché poi dopo questa potrebbe essercene un'altra quindi apre la strada e consegniamo al privato. Voglio dire, io non ce l'ho col privato assolutamente, il privato può fare anche molto bene, però con le premesse che ho detto prima, un investimento, una scelta, una garanzia contrattuale, una scelta anche di continuità nel tempo, perché magari contribuisce a realizzare la struttura. Qui invece in realtà abbiamo sentito un contratto di 6 anni che poi potrebbe anche finire, mi pare è stato anticipato, per 6 anni non ce la facciamo a... Poi magari potrebbe anche esserlo. Poi con l'impegno di non fare scelte simili su altre strutture, però abbiamo già visto degli impegni presi a parole magari che poi prendono altre strade, ecco, quindi non mi lascia molto tranquillo questo impegno. Una mail dice, chiedo scusa, credo che per avere le idee chiare su cosa sia meglio tra pubblico e privato sia sufficiente fare un sondaggio tra le famiglie che usano le due versioni. Questo è sacrosanto, poi bisogna anche vedere a che tipo di struttura privata ci si rivolge. Ci sono quelle che chiedono anche un importo notevole mensile, certo, e quindi di conseguenza offrono un servizio di un determinato tipo, un'istruzione di lingua inglese completa, insomma ci sono diverse tipologie anche in base, diciamolo senza nasconderci, alla disponibilità economica delle famiglie, insomma, è così a Trieste, è così un po' in tutta Italia, probabilmente anche negli altri paesi. Hai il privato che ti costa tanto al mese e ti dà un servizio, hai il privato che ti costa un po' di meno e ti dà un servizio più, diciamo, standardizzato. No, ma assolutamente, c'è privato e privato, no? Certo, qui evidentemente la scelta fondamentale che non quadra è regalare sostanzialmente una struttura nuova di zecca, fiammante, ad un privato, che quindi parte già in condizioni ottime. Sappiamo che le paghe, gli stipendi per i lavoratori non saranno ottimali, quindi alla fine il guadagno sarà di un privato. Certo. Ecco, questa è una scelta che non... Poi il privato può fare molto bene, insomma, in molte situazioni, lo sappiamo. Diciamo, a cultura c'è, a Trieste c'è una cultura del pubblico, no? Sì. E più che in altre città, anche rispetto alle scuole. Lo sappiamo che basta spostarsi nel vicino Veneto o in Lombardia, tendenzialmente chi ha più disponibilità economiche fa frequentare ai propri figli una scuola privata, è abbastanza la norma. A Trieste invece avviene storicamente, e io mi auguro che rimanga questa prospettiva, è esattamente il contrario, perché anche chi, diciamo, ha possibilità economiche, ma anche viene magari da una famiglia molto, insomma, di livello, anche culturale, eccetera, la scelta ricade 99% sulla scuola privata, proprio con l'idea che la scuola privata fa un servizio, come dire, fa crescere la persona in maniera integrale, anche per il semplice fatto di sedere
in classe con persone diverse, di estrazioni sociali diverse, e quindi l'integrazione, che è il lavoro fondamentale che fa la scuola, viene visto come un punto di forza. Ecco, no? Questa è è una caratteristica della nostra città, e da questo punto di vista ancora di più questa scelta sembra davvero in controtendenza. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Un buongiorno a voi. Prego. Ecco, volevo dire, adesso venite fuori col discorso della privatizzazione, mentre che la sinistra negli anni 90 ha privatizzato Acegas, ha privatizzato tutto. Dunque, di cosa stiamo parlando? No? Avete fatto un errore grandissimo a dare la città di Trieste al privato, con la Hera che ha rovinato tutto, con servizi scarsi, che non funzionano, il verde dato alle Acegas non funziona, non funzionano i tagli dei giardini, non funzionano le fontane, non funziona niente. E adesso vi beccate, giustamente, anch'io sono d'accordo di non privatizzare tutto, ma avete privatizzato tutto voi e state ancora dando precedenza alla privatizzazione. Qui questa volta avete fatto giustamente una contestazione, però dopo che avete rovinato tutto adesso venite con questa privatizzazione che, insomma, se l'asilo rimane di proprietà del comune, se viene gestito dal privato, e un domani si può sempre rimettere dentro il pubblico se si assumono delle maestre così. Ma io volevo fare una segnalazione che nessuno vede niente, perché non so, i consiglieri, io mi domando cosa fanno, non solo voi, ma anche quelli della maggioranza. Non vanno in giro a vedere il disastro che ogni volta che c'è un'asfaltatura, una cosa o l'altra, fanno i lavori non male, ma di più. C'è la via qui Ovidio che è distrutta, completamente distrutta, hanno messo un cartello di dosso, è da anni lì, e sono tutti i lavori fermi, giustamente, perché ormai io non vedo questa giunta fare niente, e neanche l'opposizione, perché l'opposizione dovrebbe, almeno i consiglieri comunali, quando fanno i lavori di asfaltatura, una cosa o l'altra, oltre che quelli che sono di competenza, dovrebbero andare a vedere i lavori e non li fanno. Se andate a vedere le asfaltature di via Romagna, ma indifferente dove, di via Ovidio, sono delle asfaltature fatte male, con scarsità di elementi che sono, cioè di componenti che si sfalda sempre l'asfalto, e nessuno dice niente. Dice niente. Grazie. E buongiorno. Sclip. Sì, allora discorso lungo, ma io non ho privatizzato niente, insomma, io come dire, sono d'accordo con la persona che ha telefonato, assolutamente. Io siedo, insomma, ho scelto di impegnarmi in politica da 2 anni, poco più, quindi quello che ho detto rispetto all'asilo nido e alla privatizzazione lo ripeterei oggi in situazioni analoghi, nelle sedi, insomma, in cui potrei dire la mia, rispetto alla privatizzazione, ad esempio, della Acegas, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, certamente l'idea è che la speranza è che dagli errori si impari, ecco, tutto lì. Per quanto riguarda le buche sulla strada, sono d'accordo anch'io, come cittadino in primis, e come anche in questo momento come consigliere ricevo anch'io tante segnalazioni, ognuno penso nelle zone di competenza, insomma, dove abita, dove risiede, dove appunto ha persone che segnalano di questo problema, addirittura di buche che perforano sostanzialmente 3-4 strati di asfalto che sono stati messi, no? Quindi questo è un segnale, come dire, tecnicamente allarmante un po', perché vuol dire che 3-4 strati di asfalto hanno lo stesso problema, ossia riescono a essere perforati, no? E quindi è un segnale tecnicamente, ripeto, importante. Questo significa in effetti poco controllo, probabilmente poco controllo da chi deve farlo, e certamente una continua situazione di criticità, perché insomma giro anch'io per la città, indifferentemente un po' dappertutto,
vedo sostanzialmente transenne posizionate lì, in alcuni casi, devo dire la verità, più pericolose le transenne del buco. Le transenne vanno certamente bene, però dovrebbero rimanere lì per un tempo molto limitato. Ecco, invece purtroppo io lo so che gli appalti poi hanno tempi lunghi, eccetera, però le cose vanno avanti un po' troppo per le lunghe. Ecco. Ma come opposizione non è vero che non facciamo niente, noi abbiamo presentato in varie occasioni una lista proprio di luoghi, dando riferimento del numero civico della via, in cui abbiamo appunto ricevuto segnalazioni, tante segnalazioni di punti, di buche che dovrebbero, abbiamo chiesto, vengano riparate. Non c'è stata nessuna risposta, evidentemente non possiamo noi andare a scegliere quali zone riparare, come riparare, però le proposte le abbiamo fatte, ecco, questo ci tengo a dirlo. Andiamo a sentire ancora una telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono in linea? Sì, accidenti. Dottor Gulotta, buongiorno a lei e ai suoi ospiti, sono Puglio. Prego. Buongiorno. Vede, purtroppo la gente oramai dovrebbe capire che la politica italiana, che sia da destra o che sia da sinistra, perseguono tutti il stesso obiettivo: farsi eleggere, anche da quei pochi che vanno ancora a votare, e poi, non dico seguire quello che dice la sede centrale. Infatti se non saremmo arrivati a questo punto, come giustamente la telefonata del signore prima, ha parlato dove è la sanità, dove è la scuola, ma perché la sanità deve essere privata? Perché la scuola deve essere privata? Perché? È di destra? È di sinistra? Ma di cosa stiamo parlando? Ma qua tra l'altro, in Italia chi segue le leggi? Chi segue? Vediamo qua a Trieste. È tutto illegale, dalle tasse che paghiamo al territorio libero che non ci è ancora riconosciuto dall'amministrazione. Allora, ho poco tempo per parlare, ma voi capite perfettamente. L'amministrazione italiana a livello nazionale ha riconosciuto perfettamente il territorio libero, ma qua nel territorio libero di Trieste le cose non funzionano così. E chi controlla questo? Dovrebbe controllare il governo amministratore, e non controlla, e come non controlla questo non controlla neanche l'altro. Ma ci sono delle sentenze che sono eversive dell'ordinamento della nazione. Sono eversive perché dicono che il territorio libero non è mai esistito, quando la legge 3054 riconosce il trattato di pace su cui nasce il territorio libero. E poi ci meravigliamo di tutto il resto. Ma la gente cosa va ancora a votare? Ma che venga commissariata l'Italia, che venga commissariata. Ma per fortuna, sarebbe una fortuna per tutti quanti. Le leggi qua non vengono rispettate. Guardate col Porto Franco Nord, detto Porto Vecchio. Leggiamo la legge 190 del 2014 cosa dice, ripresa con la 205. E parlo sempre di quello, ma qua... l'articolo 54 della Costituzione dice che ogni cittadino è obbligato a rispettare la legge, sì, ma anche a farla rispettare, non solo a rispettarla, anche a farla rispettare. E qua c'è omertà assoluta, ma neanche nei peggiori paesi del sud non esistono omertà così. Almeno là c'è gente che io rispetto, tanto di cappello, si ribellano, non tutti ma moltissimi si ribellano. Qua tutti zitti, anche i media. Grazie e una buona giornata a voi, e speriamo in qualche risposta dal signore che l'ha. Grazie, magari buona dopo giornata, perché dobbiamo andare in pubblicità, siamo puntuali, quindi ci rivediamo tra qualche minuto. Con Sveglia Trieste, 8:35 minuti, abbiamo molte mail. Una dice: buongiorno, unione raggiunta nel finale, mi domando se esiste un caso Lescano, tenuto conto del suo scarso utilizzo, avanti unione, scrive Lorenzo. Effettivamente ieri Facundo Lescano, che è il capocannoniere della squadra,
non ha giocato neanche un minuto, spazio dall'inizio a Minesso e Redan, e poi anche con i cambi a disposizione non c'è stato modo di vederlo in campo, quindi c'è probabilmente qualcosa che lo riguarda, o da un punto di vista fisico come infortuni o come condizione di forma non ottimale, o da un punto di vista tattico la scelta dell'allenatore Bordin era quella di non utilizzare Lescano, che fa un po' strano perché è capocannoniere della squadra, giocatore di livello, e ieri non ha avuto neanche un angolo di minutaggio. Andiamo da Gianluca Paladin che è con noi questa mattina collegato. Buongiorno. Vicino Buongiorno al tram. Bernardo, oggi a nessuno, sì esatto, oggi a nessuno verrà ritirata l'automobile perché i concittadini hanno già provveduto a levare appunto i propri veicoli dai binari del tram. In questo momento c'è anche una fase di pulizia. Noi speravamo di regalarvi un po' di azione e di farvi vedere le movimentazioni, ma evidentemente devono ancora iniziare, e quindi ribadiamo quanto detto già dalla polizia locale: non mettete l'auto sui binari del tram perché oggi ci saranno delle movimentazioni. La cabina, la vedete, è là, ferma, e qui di fianco a me appunto gli operatori che stanno pulendo la strada prima delle movimentazioni. Io ripeto, speravo di darvi uno spaccato del viaggio del tram da Piazza Dalmazia a Piazza, come si chiama questa? Casali, però non posso perché non si muove nulla, e quindi niente, peccato. Il collegamento si esaurisce qua, forse torneremo fra poco, più tardi, ma abbiamo degli appuntamenti da rispettare. Ci ho provato, che vi sento, io vi sento. Ci ho provato, è vero. Ci ho provato, ma è andata così, però per fortuna sono simpatico e me la sono cavata in qualche modo. Quindi da Piazza Casali per il momento è tutto, nessuna macchina messa qui a ostacolare eventuali passaggi, a parte i macchinari che adesso puliscono, quindi occhio perché ci saranno delle movimentazioni in mattinata appunto del tram di Opicina, e sappiamo quanto anche la popolazione aspetti di vederlo finalmente in azione definitivamente dopo le riparazioni che sono durate così a lungo. Bene, noi vi salutiamo e ci ricollegheremo da un'altra parte della città. A voi. Grazie a Gianluca Paladin che mi dà modo, in compagnia della mail che adesso andrò a leggere, di parlare anche del tram. Poi abbiamo una telefonata, ci arriviamo subito. La mail dice: buongiorno Sveglia Trieste, sul caso tram di Opicina, fermo da molti anni per lavori, chiedo al consigliere in studio: non crede dovrebbe intervenire la Procura della Repubblica, visto l'incapacità politica? Scrive Nevio Tull. Teniamo presente anche questa mail con un eventuale intervento di organi superiori sovracomunali. C'è già il Ministero dietro con Anspisa, ma è tutto un capitolo che adesso approfondiremo con Giorgio Sclip. Sentiamo prima la telefonata, così da non far attendere troppo chi è in linea. Buongiorno. Buongiorno, prego. Mi chiamo Deborah, io sono una non vedente e volevo segnalare che finalmente dopo anni e anni sono riusciti a mettere su la scuola per i cani guida. Sì. Venerdì questo, 17, consegnano i primi 2 cani a Trieste. Ok. Sarebbe bello che magari qualcuno di voi venga a riprendere, a fare un piccolo servizio alle 10:30 al Saturnia. Ok. Perché prima, questa è una grande opportunità per Trieste, non solo per Trieste, per i dintorni, perché le uniche scuole per i cani guida erano a Milano, Scandicci e in Sicilia. Ok. 3 per tutta Italia. Adesso sono riusciti finalmente a fare qui a Trieste ed è una bella opportunità per tante persone, perché poi persone vengono anche da altre parti d'Italia. Chiaro. Sarebbe bello magari fare qualcosa, insomma, se potete fare qualcosa. Ecco. Assolutamente, lo metto in evidenza, signora. Poi Grazie. la scelta sarà insomma collegiale dei capi redattori, però insomma lo mettiamo in evidenza, assolutamente.
Grazie tante. A lei. E buona giornata. Grazie. E buon lavoro. Buona giornata, grazie. Grazie di avercelo anche segnalato. Grazie. Scrip, torniamo al tram. C'è stata quella commissione che ha fatto un po' il punto della situazione attuale con le schede tecniche che devono arrivare da questo gruppo di lavoro che vede partecipi l'Anspisa, il Comune, la Trieste Trasporti, la Regione, il Ministero, abbiamo detto con la Spisa e le Ferrovie dello Stato per competenza diciamo ed esperienza. Mancano queste schede, una volta arrivate si avrà il regolamento del funzionamento della linea e mi pare di aver capito si dovrà intervenire su quei margini che erano di tolleranza che erano andati fuori misura rispetto alle prescrizioni precedenti però, quelle che si rifanno al regolamento delle Ferrovie dello Stato per il ripristino della linea. All'inizio mi era parso di capire che con il nuovo regolamento forse qualcosa non era da ritoccare, invece successivamente è stato appurato che anche con il nuovo regolamento comunque bisognerà fare degli interventi, giusto? Sì. Ma sì, c'è stata questa commissione la scorsa settimana dopo che l'amministrazione comunale in effetti era stata molto silente sul tema, no? Io ricordo quella commissione trasparenza convocata dal presidente Pasino di Punto Franco, no? Appunto, dove l'assessore, insomma, con giustificazioni un po' opinabili non si era presentata, era proprio un po' l'occasione per fare quello che è stato fatto ora a distanza di tempo, cioè sostanzialmente dare delle risposte alla cittadinanza, al cittadino normale che dice voglio portare mio figlio, mio nipote, voglio fare un giro con gli ospiti che ho da un'altra città, sul tram, come siamo, tra quando riparte, insomma fare il punto della situazione. Questo è stato fatto in qualche misura la scorsa settimana, in effetti in questa commissione, dove è stato un po' ricostruito tutto il percorso. Ricordiamo ad agosto mi sembra saranno 8 anni, no? Quindi, ad agosto sono 8 anni. Mi sembra 8 anni ad agosto, no? Che il tram è fermo. Quindi, 16 agosto 2016. Esatto, no? Quindi parliamo insomma non di un ritardo, comunque di un tempo breve. Ecco, in questa commissione abbiamo preso atto sostanzialmente di quello che hai anticipato tu, cioè che io ho fatto una precisa domanda a un certo punto anche ai tecnici e all'assessore presente, ho detto ma quindi possiamo affermare che il progetto era sbagliato? Era una domanda provocatoria ovviamente, no? Molto provocatoria, ma insomma non è che chi mi conosce sa che non sono né polemico né come dire gratuitamente. Ecco, la domanda era semplicemente per capire perché normalmente, tecnicamente, un'amministrazione comunale, un progettista scrive un progetto, fa una gara d'appalto, una ditta vince e deve realizzare quello che è previsto nel progetto. Quindi qua è successo questo, ovviamente. È successo questo e mi sembra di aver capito che anche rispetto al progetto originale le cose non sono andate, non si è ottenuto il risultato che era previsto nel progetto originale. Perché c'erano questi margini di tolleranza che andavano fuori misura, per giusto? delle difficoltà, diciamo, poco, per millimetri. Sì, anche millimetri in alcuni casi, delle pendenze, delle contropendenze di binari, no? Che poi erano dei nomi tecnici che adesso insomma non vale neanche la pena ripetere, comunque la distanza tra binario e controbinario, insomma aspetti che per una linea tranviaria come questa, con curve, pendenze, eccetera, risultano molto importanti, ecco, perché non siamo in pianura padana dove il treno tutto sommato va. Quello che è grave, secondo me, allora, che il lavoro sia particolare, siamo d'accordo, che non esistono molte tranvie come questa in giro per l'Italia, dopo basta spostarsi in altri stati, in Svizzera, ne esistono e anche di più complicate probabilmente, no? La cosa che è grave secondo me è che si è arrivati dopo quasi 7 anni, a capire che i valori richiesti nel progetto non erano raggiungibili, no? Mi lascia perplesso il lasso di tempo, insomma. Noi oggi ci siamo trovati giovedì scorso a una commissione in cui è stato detto che, preso atto che quello che era stato messo in progetto non si riesce a realizzare sostanzialmente, tecnicamente o comunque addirittura il progetto era stato fatto su linee guida delle ferrovie. Quindi si sta ridiscutendo, appunto con tutti quegli organi che hai citato tu prima, Sfisa, eccetera, eccetera, si sta ridiscutendo le caratteristiche che deve avere una linea tranviaria. Con l'obiettivo non che vada bene i lavori come sono stati fatti, questo l'hanno detto chiaramente, direi, l'abbiamo compreso in due quantomeno,
con l'obiettivo di ridefinire queste regole. Quindi viene fatto oggi questo lavoro, a me lascia perplesso il lasso di tempo, 7 anni dopo. Però mi viene da domandarle, Sclip, è stata l'Anstisa a richiedere un regolamento di esercizio? Quindi in qualche modo è il Ministero che dice prima prendiamo atto restiamo sulle norme delle Ferrovie dello Stato perché sono le norme generali. Poi dicono no, aspetta, questa è diversa da un altro treno regionale, e allora facciamo una regola diversa. In questo, adesso io non voglio fare l'avvocato del diavolo, ci mancherebbe. Il Comune non ha fatto altro che applicare il bando secondo le direttive, prima del regolamento delle ferrovie e dopo adesso su quello di Anstisa. Io dico, diciamo in generale, no? È un gruppo di lavoro che si è preso carico per motivi insomma neanche dipendenti dall'amministrazione comunale. Sappiamo tutti c'è stato un incidente e quindi si è dovuto, quando avviene un incidente, questo è stato sottolineato, è il problema, no? Questo avviene anche per un locale. Se uno rileva una pizzeria che è fuori norma in qualche modo, o che ha la porta piccola per uscire, oppure ha la canna fumaria, se uno rileva l'attività e non la chiude, uno può proseguire con quell'attività, nessuno viene a chiedergli niente. Se uno compra un locale che è chiuso da 6 mesi e lo vuole rimettere in funzione, allora sì, deve rimetterlo esattamente a norma con le norme vigenti in quel momento. È quello che è successo per il tram. Se il tram avesse continuato a funzionare, nessuno chiedeva niente. Quindi le dice, se il ripristino del tram fosse stato più celere all'inizio, o meglio non ci fosse stato l'incidente, ecco, questo è il punto, no? Perché con l'incidente è partita una procedura che obbliga, no? Questo voglio dire, questo è chiaro. Se non succedeva l'incidente, cosa che è successa, insomma, quindi non si torna indietro, nessuno avrebbe chiesto, sono 3 mm di qua, si sarebbe andati avanti con quello. Avanti, anche se il tram risale la progettazione, sappiamo, a 100 anni fa, insomma, quindi nessuno avrebbe chiesto niente. Lei ha fatto prima un riferimento a una sua domanda in commissione, cioè, ma quindi era sbagliato il progetto, anche un po' provocatoriamente? Ma sì, certamente. Io le rigiro la domanda, e invece magari erano sbagliate le esecuzioni dei lavori? Questo allora potrebbe essere, anzi, diciamo che a conti fatti 7 anni dopo scopriamo tecnicamente il progetto non era sbagliato, perché mi è stato anche risposto per correttezza, il progetto era stato validato anche dall'Ustif, quindi il progetto che è andato in gara ha avuto tutte le autorizzazioni del caso, quindi non c'è stato un errore da questo punto di vista. Probabilmente poi è vero, anche il risultato finale, anzi questo è certificato dai verbali attuali, pur con un progetto che diceva chiaramente che bisogna raggiungere certi obiettivi, i lavori non sono stati in grado di raggiungere quegli obiettivi. Ora si sta ridiscutendo se quegli obiettivi sono realmente da raggiungere parzialmente o se addirittura bisogna aggiungere alcuni lavori. Quindi insomma io dico semplicemente, siccome io seguo un po' queste cose da un po' in maniera più approfondita da quando siedo in consiglio comunale, sono 2 anni e mezzo, no? Ci si poteva forse arrivare un po' prima a questo, non voglio dire l'amministrazione comunale, ma un po' tutti gli attori, no? Questo è un po' un sinonimo della lentezza italiana tra burocrazia e dialogo tra enti, perché come abbiamo ricordato prima della partita, scusate il termine sportivo, fanno parte il comune perché detiene la linea, la regione perché finanzia, la Segreteria dei Trasporti perché la gestisce, il Ministero perché detta le linee. Insomma, sì, ma è un problema che sicuramente ha più attori. La soprintendenza, manca l'ex provincia, li abbiamo nominati tutti, insomma. Assolutamente, no? Questo però dico è il sintomo di qualcosa che non funziona, dove forse insomma il Comune di Trieste forse poteva un po' impegnarsi per accelerare, no? Perché alla fine il danno ricade sugli abitanti del Comune di Trieste. E i turisti che chiedono i turisti che chiedono informazioni, la gente che certamente non sta arrivando a Picina in questi anni, perché io ricordo insomma 7-8 anni fa, 8-9 anni fa arrivavano ogni 20 minuti, sbarcava, arrivava un tram e arrivavano, 50-60 persone che riempivano il paese, insomma facevano il giro, voglio dire, per quel poco che c'è, però qualcosa si può fare, oggi questo non avviene più. Le leggo una mail e poi andiamo subito alla telefonata. La mail dice: buongiorno, vorrei far presente all'ospite di Punto Franco che spesso in quinta circoscrizione viene la consigliera regionale Massolino di Adesso Trieste. Le sedute sono pubbliche, può partecipare chiunque. Grazie, Emanuela Bertini, capogruppo Fratelli d'Italia, quinta
circoscrizione. Questo per diciamo, evidenziare che la presenza di figure che ricoprono un ruolo politico a vario livello, abbiamo detto prima di Nicole Matteoni in Parlamento, ma in questo caso la consigliera regionale Massolino, comunque presenziano nelle sedute della circoscrizione che, come sottolinea giustamente Bertini, sono pubbliche. Assolutamente, sono pubbliche, chiunque ha titolo a partecipare. Il riferimento che ho fatto io prima era semplicemente perché io, ripeto, non ero presente, ma mi è stato detto o letto, insomma, che nel caso della seduta la consigliera Matteoni è intervenuta, insomma, anche in maniera, come dire, insistente per difendere questa scelta dell'amministrazione. Ecco, tutto lì, no? Partecipare pubblico e anche, da un altro punto di vista, in maniera più ampia, direi che la partecipazione alla vita delle sedute della circoscrizione, voglio dire, è anche segnale di salute di questi parlamentini, come vengono chiamati, insomma. Quindi bene così. Andiamo alla telefonata, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno Senelina, mi prego, sentite? Sì. Un saluto a lei, la redazione, gentile ospite e tutti i telespettatori di Tele4. Ci dica. Io volevo offrire uno spunto di riflessione inerente al tram di Opicina, in cui ritengo personalmente che sia un falso problema adottato, diciamo, e detto da parte dell'amministrazione comunale, di tutte queste complicanze, diciamo, burocratiche. E lo spiego anche perché. Perché secondo me è una questione proprio di appalto, perché l'appalto è il tram di Opicina è un appalto piccolo e poco diciamo, appetibile. Se noi vediamo, diciamo, quando questi scellerati hanno dismagnalizzato l'area del Porto Franco Vecchio in su 66 ettari, diciamo, per un valore di circa 5 miliardi e mezzo di lire, lì oggi detto, domani fatto, e dopodomani stanno mettendo adesso tutto un casino di stupidaggini dentro affinché se ne possano appropriare dell'area. Detto, fatto e, diciamo, eseguito, no? Poi sono venuti fuori con l'idea scellerata della, come la chiama il sindaco, la uovo via, no? Allora anche lì un'opera, diciamo, assolutamente, diciamo, inutile, però comunque con degli forti interessi, diciamo, di ordine di appalto, 50 milioni trovati subito. Quando ci sono stati degli ostacoli, questa è una dichiarazione pubblica fatta da un sindaco, ho detto devo andare a Roma a parlare col ministro affinché metta in riga i dirigenti che stanno, virgolettato, osteggiando il progetto dell'Ovovia. Allora, siccome il signor sindaco, diciamo, si è dimostrato molto solerte nell'andare giù a Roma per mettere in riga i dirigenti che, diciamo, si opponevano all'idea dell'Ovovia, lui, come potete vedere, la popolazione può vederlo, non sta utilizzando lo stesso impegno per il tram di Opicina, ma si nasconde dietro, sì, ci sono problemi burocratici, tutto quello che voi volete voi, però alla fine, se l'Italia è, diciamo, fondata sulla burocrazia, non vedo il motivo per cui lui non potrebbe prendere il treno, l'aereo, la macchina, il bus, quello che vuole, per andare a Roma e mettere in riga i vari dirigenti affinché il tram di Opicina si possa essere messo in regola. Ma siccome si tratta di un piccolo appalto, lui non porta interessi. Grazie, buongiorno. Grazie. È curiosa come, diciamo, osservazione, anche prendendo a riferimento l'Ovovia, dove comunque c'è stato sicuramente un interessamento certo, anche verso il Ministero. C'è da dire che Di Piazza sul tram ha preso una querela per la sua solerzia, quindi forse dopo quell'episodio c'è stato un ridimensionamento dei toni. Sì. Questo è cronaca vista dall'esterno, poi degli incontri del sindaco con il ministero non è che noi eravamo presenti e possiamo riferire parola per parola. Però è quello che dicevo in qualche misura anch'io prima, ci sono vari attori, però il comune è un po' al pallino del gioco. Sì, certo, no? certo. E quindi quello che ho criticato anch'io, probabilmente 7-8 anni, è in effetti una poca solerzia o comunque, come dire, un lasciare andare che le cose vadano come vuole la burocrazia e non una presa di posizione chiara, attiva, diciamo, più attiva, ecco, forse da parte del comune, questo sì. Poi sappiamo che il nostro sindaco ha avuto anche un po' una querela, dicevi, no? Con quello che era l'Ustif. Un po', probabilmente i rapporti si sono un po' raffreddati e questo certamente non gioca a favore.
Dunque, leggiamo ancora, anzi abbiamo una telefonata, poi abbiamo ancora 3-4 mail. Buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Prego. Buongiorno. Io ero ferroviere macchinista, no? E quindi in ferrovia c'è una carrozza che segna tutte le vibrazioni quando passa, quando la mettono sul binario e fanno i controlli, segna tutte le vibrazioni, tutte le come si chiama? Se devono fare più sopra elevate o meno nelle curve. Perché il sindaco non prende questa vettura e la porta lì, fa correre il tram Beozzina e quindi dà la possibilità di metterlo in funzione? Perché se aspetta che dicano sì i grandi papaveri, non andrà mai in funzione questo. Si prenda le sue responsabilità e faccia di prepotenza queste cose, secondo me. Poi un'altra cosa, signor Gullotta, quando è che andiamo a vedere quanti extracomunitari arrivano? Ieri un signore lì ha detto che anche le forze dell'ordine che sono là a controllare dicono che non serve a niente. Ma se anni fa non passava un spillo con 2, 3, 5 agenti, adesso che hanno messo lì una quantità enorme di cose, perché non funziona? Ma cos'è questo? Cos'è? Un dire di no per tranquillizzare la cittadinanza? Non lo so io. Quando andiamo a fare un altro e vedere quanti oggi ad esempio, quanti extracomunitari sono arrivati senza documenti? Senza documenti, quanti? Se io vado in paese senza documenti mi fanno la multa. Questi qui che arrivano in massa no. Ma è possibile? È possibile? E poi dopo, ma andate alle forze dell'ordine in piazza lì a Trieste. Chi non ha i documenti li prendete per il copino e fuori, di là, via. Grazie. Grazie Franco, grazie. Poi quando ha piacere di venirci a trovare, magari ci andiamo assieme a fare un giro per il confine, vedere i controlli. È chiaro che battere tutto il confine fra l'Italia e la Slovenia non è cosa da poco, e disporre un cordone di forze dell'ordine H24 o comunque con un presidio importante lungo tutti i valichi non è neanche aspetto semplice, perché poi distrai persone da altre attività. Per questo diciamo i controlli ai confini cosiddetti dinamici esistono, ma non hanno quella costanza e quel presidio fisso che alcuni chiedono, che alcuni anche chiedono, magari le persone che hanno più a cuore tematiche legate all'immigrazione. Sappiamo com'è difficile, insomma, Franco, però torneremo anche noi nelle zone per vedere la situazione. Prego. Volevo solo aggiungere ancora una cosa sul discorso del tram. Prima abbiamo visto il collega tuo Gianluca Paladini in piazza Casali, piazza Scorcolia. Sì, durante questa commissione, sempre per tornare al fatto che il comune ha degli scheletri, come dire, no? nell'armadio, no? È stato ribadito il fatto che nonostante tra poco saranno 8 anni di blocco, il comune deve ancora appaltare i lavori nel tratto Piazza Casali, Piazza Oberda. Quindi anche se io non ci credo molto, purtroppo sono ottimista di natura, ma per tutto quello che sento rispetto al tram non sono molto ottimista, anche se dovesse ripartire tra 2 mesi il tram, il capolinea sarà Piazza Casali. Quindi insomma... Però mi pare di aver capito, Sclip, che questo tipo di lavoro, che è importante e che andrebbe fatto... Cioè andava fatto in contemporanea, questo dico però al blocco del tram. non dovrebbe pregiudicare il riavvio. No, certo, non ho capito male. Sì, certo. Però sì, lei dice, in 8 anni si poteva fare. Poi ci sono anche altre cose, abbiamo sentito in altre occasioni, il rifacimento della linea aerea. È un lavoro che non è ancora stato fatto, che dovrà venire fatto. Dicono, sì, lo faremo tranquillamente a ripresa dei lavori, quando il tram funzionerà con dei piccoli blocchi temporanei. Cioè a me fa veramente, come dire, 7 quasi 8 anni di blocco, probabilmente si poteva farlo prima, no? Cioè c'era tutto il tempo per organizzare
e quando eventualmente il tram dovesse ripartire, che riparta a pieno regime. A pieno regime. Le leggo velocemente alcune mail che poi dobbiamo andare in pubblicità. Dopo le ultime Flex e Wärtsilä mancava la Tirso. A Trieste non ci sono più industrie, arrivano BAT e altri, ma il bilancio è fortemente negativo. Cosa si può fare in proposito? Lo domando al vostro ospite, quindi crisi industriale. Altra mail dice: se posso ancora, sono una nonna felice con 2 nipotini e ho visto la differenza tra privato e comune. Parliamo di nuovo delle scuole. Quello che balza all'occhio è l'età avanzata del personale negli asili comunali, quello che invece è l'iniezione di giovinezza nelle aule private farebbe bene al pubblico. Inoltre nel privato, cosa importante, è maggior flessibilità negli orari sia di entrata che di uscita. Questa è la testimonianza di Renata. Quando la sistemazione definitiva di Largo Pestalozzi? Domanda un telespettatore. Tutti i triestini si lamentano, se si fanno i lavori non va bene, se non si fanno invece... Allora, se si fanno i lavori non va bene, se non si fanno non va bene, le leggi non vanno bene, la scuola non va bene, la sanità non va bene, che andassero all'estero, ma poi tornano con la coda tra le gambe, e la destra e la sinistra, e andare a votare e non andare, secondo me governare non è facile. Vediamo di essere un po' più obiettivi e pensare forse un po' di più alle forze dell'ordine che muoiono per fare il loro dovere, e ai ragazzi che delinquono, meglio che io non dica niente. Questa è l'opinione di una telespettatrice. Siamo veramente un paese strano, pignolerie assurde sul tram di Picina e il ponte Morandi che si sapeva da anni a rischio crollo e nessuno ha mosso un dito fino al disastro. Scrive ancora un telespettatore. L'ultima è, dopo se vuole fare un commento magari generale, l'errore che fa l'amministrazione quando ci sono dei lavori rognosi, tipo il tram, la galleria, di non costituire un gruppo misto di politici che seguono i lavori, così si rendono conto dei problemi e non danno la colpa a chi amministra in quel momento, quindi una sorta di commissione congiunta. Sclip, se vuole fare un commento generale, poi chiudiamo. Sì, beh, gli spunti sono tanti, come dire... ma il discorso della crisi industriale a Trieste certamente mi sembra importante, perché condiziona la vita di molte persone. Sono arrivate delle nuove aziende, lo sappiamo, la Batta ad esempio, che in qualche maniera ha riassorbito del personale, però la scelta insomma su Trieste è quella un po' di depotenziare l'industria, no? Adesso vediamo cosa succede della Wärtsilä, se dovesse arrivare questa mi sembra una proposta interessante, se dovesse concretizzarsi, del MSC, che potrebbe portare avanti insomma questa tipologia di lavoro industriale, quindi la carpenteria, insomma, sostanzialmente pesante o meno pesante, insomma, carri ferroviari. Perché è chiaro che non tutti nella nostra città possono trovare lavoro negli enti di ricerca, no? Non tutti sono plurilaureati, la gente, le persone hanno bisogno di avere lavori di tipologie diverse, e anzi ne abbiamo bisogno, insomma, per tutti quanti, quindi l'idea è sempre quella di diversificare, insomma, no? Di investire su vari settori per dare possibilità a tante persone di trovare un impiego, e questo tra l'altro trova anche una risposta eventualmente a un discorso che è stato accennato nelle varie mail, insomma, di persone che girano senza aver lavoro, eccetera, che siano stranieri, che siano triestini. Se uno non lavora, certamente, insomma, è facile che cada magari in certi giri, o comunque, insomma, il troppo tempo a disposizione può non sempre essere utilizzato al meglio, in maniere buone, esattamente. Grazie a Giorgio Sclip, consigliere comunale della lista Russo.Franco, è stato con noi questa mattina. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie a Sclip, ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, buongiorno e benvenuto all'assessore comunale al delega al bilancio, al Porto Vecchio e Project Financing, Everest Bertoli. Buongiorno a voi, a tutti i telespettatori, e grazie per l'invito. Le chiedo un primo commento sulla notizia della sconfitta in tribunale di Era Luce, al TAR in questo caso. L'illuminazione cittadina dunque passerà a Edison in questo Project Financing che riguarda il Comune di Trieste proprio per l'illuminazione cittadina. Bertoli. Beh, insomma, è soddisfazione, tra l'altro questa è la quarta volta che un giudice si esprime
e dà ragione al Comune di Trieste, che dimostra che il progetto, inizialmente che il progetto che era stato fatto era valido e che il Comune aveva operato correttamente. In questo caso era impugnata l'esito della gara e anche in questo caso il giudice ha sancito che la gara è stata svolta regolarmente e di conseguenza, insomma, il Comune risulta vincitore. A questo punto, tra l'altro, sono già in itinere, insomma, tutte le fasi del passaggio delle consegne. Mi auguro, insomma, che ci sia la massima collaborazione da parte del gestore uscente, perché si tratta comunque di un servizio di pubblica utilità e dal 1° luglio appunto ci sarà questo cambio di un gestore nuovo. Giova a ripetere, insomma, alcuni dei capisaldi di questo investimento, di questo progetto, che poi avrà una durata di 13 anni, parliamo di cifre superiori ai 70 milioni di euro, con 26 milioni di euro di lavori totalmente a carico del privato da eseguire. Parliamo per esempio della sostituzione di 25.000 corpi illuminanti che porteranno, ecco, già solo questo, insomma, è un dato notevole, porteranno una riduzione dei consumi energetici della città di Trieste pari a quasi 74%, se non erro. A 3/4, una cifra enorme che da un lato appunto permetterà di ridurre sensibilmente la bolletta del Comune di Trieste, ma dall'altro lato poi ci permetterà anche di ridurre sensibilmente per esempio le emissioni di CO2. Questo è solo uno degli aspetti con un project molto complesso. Sono previsti per esempio anche l'installazione di centinaia di telecamere e la stesura di 46 km di fibra ottica. Sono previsti per esempio anche dei sensori per i parcheggi riservati alle persone portatori di handicap, insomma dei sensori perché venga segnalato in tempo reale se un parcheggio è stato occupato abusivamente da qualcuno. Insomma, cioè sono solo alcuni aspetti, poi ci sono tantissimi. Alla firma del contratto, che se non sbaglio dovrà avvenire il 19 giugno, ci sarà anche una conferenza stampa dove illustreremo tutti i punti di questo progetto, torno a dire, che contribuirà insieme all'altro project financing che abbiamo già messo in essere il 29 giugno, a gennaio sul calore e sull'illuminazione interna, porterà ad una rivoluzione energetica per il Comune di Trieste, ponendolo all'avanguardia a livello nazionale, proprio non solo per la mole degli investimenti, ma soprattutto dell'innovazione tecnologica che viene messa in campo. Quindi fra riscaldamento e illuminazione ci saranno forti risparmi? Ci saranno, ripeto, non guardiamo solo il dato economico, saranno fortissimi risparmi, ma soprattutto sarà anche un rinnovo del patrimonio tecnologico del Comune di Trieste, che oramai è molto vetusto, e questo permetterà appunto tra qualche anno di avere un comune perfettamente efficiente, e questo porterà a risparmiare per esempio molte emissioni di CO2. Non solo, ma con questo progetto di illuminazione pubblica cominciamo a porre le basi anche della costruzione della Smart City, perché sono previsti appunto anche una stanza di controllo dove affluiranno tutti questi dati in tempo reale e ci permetteranno di cominciare a costruire la Smart City del futuro. Le faccio una domanda un po' più romantica su questo argomento. L'illuminazione rimarrà uguale in termini di tonalità di luce, sapendo che il sindaco di Piazza è molto affezionato a quel colore diciamo giallo che talvolta fa di Trieste, saranno scelte, insomma, un paesaggio noir con la nebbia. Saranno scelte che faremo, insomma, anche insieme al sindaco. La tecnologia oggi offre una gamma notevole di soluzioni, e quindi l'obiettivo, quando parlo di risparmio di energia elettrica, il risparmio del 75% di riduzione dei consumi, non si otterrà spegnendo le luci, giusto per essere chiari, e non si otterrà abbassando l'intensità luminosa, si otterrà mettendo delle lampade nuove che consumano molto meno rispetto a quelle attuali. Tra l'altro sono, diciamo così, le attuali, se dobbiamo fare un paragone, sono di almeno 2 salti tecnologici indietro rispetto a quello che potremo mettere. Ecco perché sarà possibile effettuare un risparmio così ampio. Ok. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Sono in linea? Sì, prego. Sì, buongiorno a tutti voi. Prego. Volevo chiedere al dottor Bertoli. Sì, Bertoli. Sì. Ecco, io ho parlato con lui poco tempo fa in Piazza Unità, l'ho fermato, mi sono permessa di fermarlo, solamente per fargli presente che io sono andata dal Garde Pubblico, nessuno mi sa dire niente, io abito in via Carlo Antoni a ridosso del Boschetto. Abbiamo un canale che viene giù l'acqua e che inonda dove abbiamo le macchine parcheggiate che paghiamo l'affitto al comune.
mi hanno risposto che non dipende da loro, ma io capisco che non dipenda da loro la pulizia del boschetto dove abbiamo le macchine, ma il canale che viene giù dal boschetto non è che possiamo pulirlo noi. Quando piove c'è un'inondazione tremenda qua. Lui, gli ho fatto vedere anche le foto, ha detto che si interessava, però non mi ha mai risposto niente. Io non so dove rivolgermi a questo punto qua. Non è che noi condomini ci mettiamo a pulire il bosco adesso. Ok. Quando conferma, saluto affettuosamente la telespettatrice perché confermo e mi spiace se non gli ho risposto direttamente via WhatsApp, tra l'altro non sono io l'assessore al verde e al pubblico, insomma, ho trasmesso la pratica appunto agli uffici competenti. È chiaro che tutto quello che è di competenza del comune verrà fatta da noi, quello che non è competenza nostra non potrà essere fatta. Comunque ho trasmesso la richiesta e solleciterò una risposta puntuale per la gentile telespettatrice. Grazie. Una mail dice: buongiorno, mi rivolgo anche a voi perché non so più come muovermi. 2019 nel giardino in affitto dal comune adiacente casa mia troviamo allagamenti su erba, scaviamo e scopriamo che arriva dalle fognature. 2024 controllo delle tubature, queste risultano rotte nel giardino adiacente. Acegas dice che non spetta a loro scavare e sistemare, le fognature arrivano da un terzo edificio che risponde di non volersi occupare del problema visto che non si trova sul suo terreno, cioè tutti mi rispondono che non è un problema loro. Nel frattempo nel giardino arriva di tutto e di più delle fognature, quindi è anche pericoloso. Si sa a chi mi dovrei rivolgere e cosa dovrei fare? Questo è il classico rebus, no? Risico, dove più enti entrano in campo. Non so se sono enti, non so se si tratta di appartamento privato, di condominio, eccetera, e tutto. Sicuramente insomma, la segnalazione va fatta insomma, anche alla CEGA è stato fatto bene, ma anche l'ufficio comunale competente. Poi torno a dire, se il terreno è di proprietà del comune dovrà intervenire il comune, se invece è un terreno privato bisogna capire tra l'altro qual è la causa. Ma sono questioni, cioè, mi dispiace dirlo, insomma, cioè non li voglio derubricare a questioni di condominiali in sostanza, però è giusto fare la segnalazione all'ufficio comunale competente che poi prende in carico la situazione. Andiamo in pubblicità, 9:15, ci rivediamo tra poco. Ritorniamo in diretta con Sveglia Trieste, sempre in compagnia dell'assessore comunale al bilancio, al Porto Vecchio e Project Financing, Everest Bertoli. Tra l'altro un Project Financing, mi corregga se lo strumento è giusto, in via di definizione è quello di Via Locchi con l'imprenditore Summer. In via di definizione, a inizio giugno ci sarà anche l'inaugurazione perché ci siamo arrivati, nel frattempo partiranno entro breve, credo che tra maggio e giugno definiamo anche la pratica burocratica del secondo lotto di Via Locchi, un altro investimento da 2.400.000 euro con un contributo pubblico del 1,2 milioni per rimettere a posto sempre in quella parte lì la palestra. Come sapete c'è una palestra, quindi anche questo entrerà poi nel campus, la palestra, oltre all'installazione di un importantissimo impianto fotovoltaico su tutto il tetto che aiuterà insomma, a rendere totalmente quell'area green, indipendente e alimentata da energia pulita. Poi abbiamo detto tante volte come questa operazione di ristrutturazione di quell'area fornirà alla città un angolo sportivo di tutto rilievo. A due passi c'è la piscina, lì vicino nel contesto ovviamente è un'altra società, c'è il Sant'Andrea Calcio, il Sant'Andrea San Vito Calcio, quindi con l'installazione di questo nuovo centro polisportivo dove ci saranno varie discipline che si potranno... Da pallavolo al pallacanestro, ecco. Al di là dei campi di tennis o di padel, ma parliamo anche del karate piuttosto che dello schermo, in sostanza oltre che della palestra, quindi sì, un centro proprio, vero e proprio multisportivo, un gioiello in un'area nel cuore della nostra città che contribuisce insomma non solo a riqualificare, un quartiere bellissimo, ma soprattutto offre un'ampia gamma di servizi in ambito sportivo ai nostri concittadini, ai nostri giovani, ai nostri ragazzi, che è un fiore all'occhiello di questa città, di questa amministrazione, e dimostra ancora una volta come la collaborazione tra pubblico e privato è la strada giusta, io non dico che sia la strada maestra, è la strada giusta per portare risultati concreti e in tempi velocissimi. Sentiamo una telefonata, buongiorno.
Una volta mi sono in Alba di Tenerife, ma Trieste adesso. Buongiorno. Allora, dunque, innanzitutto buongiorno a lei, il suo ospite e a tutti i telespettatori. Buongiorno. Ascolti, una roba, e il punto che sarà il carnevale sabato, la sfilata dei carri, no? Sì. Cosa, e Tele 4 lo trasmetterà in diretta, forse no, non la sa. Ma guardi, al momento che io sappia no. Ah. Però magari in questi giorni saremo più precisi, ma ad oggi credo di no. Ad oggi credo di no. No, perché alcuni amici di fuori, visto che mi dici, no? E dopo mi saprò dire perché qualcuno che mi segui, insomma, certo. non quanto me, ma abbastanza. E che sai il piacere, no? Se vedi. Signor Glotte, tanti complimenti perché sei veramente, veramente bravissimo. Grazie, molto gentile, grazie. E tutti anche i servizi, anche che ho visto quel giorno là che si andava in pensione il vostro collega, no? Toio. Sì, Toio. Ma sì, questo sì. Toio, se quelli della canzone, Toio? No, è una fortuita coincidenza. Che voglia riposarsi. Tante grazie, quello che Grazie. Grazie, buongiorno. Sì, il riferimento è a Re Carnival, questa manifestazione diciamo primaverile di carnevale a livello europeo che avrà luogo a Trieste. Non è neanche la prima edizione, quindi insomma una riproposizione di un evento in città che aiuta anche un po' ad accattivare il passaparola di Trieste attraverso i tanti turisti che vediamo in centro questo periodo, certo. Bertoli. Beh, sicuramente. Allora, la città sta esplodendo, insomma il turismo in questa città è molto importante e lo vediamo sempre, è un dato positivo. Poi dobbiamo avere anche l'intelligenza e la capacità, visto che le risorse non sono infinite, di finanziare veramente eventi che possono dare quel di più alla città di Trieste e non finanziare eventi tanto per finanziare un evento con l'imposta di soggiorno. Certo. E chi voglia capire capisca. E questo è molto, molto importante. Uno degli aspetti che noi dovremo affrontare assolutamente, per esempio, già da quest'anno, sono i musei del Comune di Trieste, che sono tanti, sono belli, sono importanti, necessitano, perché è quello che offriamo ai turisti, tempi e orari di apertura importanti. Chi ci lavora dentro deve lavorare in modo dignitoso e con una paga dignitosa. Tutto questo è una spesa molto importante che questa amministrazione deve affrontarlo, e se lo deve affrontare con intelligenza e sicuramente utilizzare una parte poi che sono quelle che arrivano dall'imposta di soggiorno per permettere l'apertura dei musei. Noi dobbiamo offrire servizi nuovi, e per questo motivo che nasce l'imposta di soggiorno, per offrire servizi nuovi a sostegno del turismo senza pesare sulle tasse dei cittadini di Trieste. Sentiamo un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno Bernardo, mi sente? Sì. Buongiorno, sono Oscar. Buongiorno Assessore Bertoli. Buongiorno. Buongiorno, ben risentito e ben visto. Volevo solamente fare una segnalazione, non è di competenza naturalmente dell'assessore qui presente in studio, però ieri mi sono recato al cimitero di Sant'Anna e nel campo 13 e nel campo 14 ho trovato una devastazione incredibile. Tutte le fotografie, tutti i portafiori sono stati gettati per aria, non si trovavano più le fotografie, sono dovuto andare dal custode a chiedere se eventualmente avevano recuperato qualche cosa. Con un po' di pazienza siamo riusciti a trovare la foto della tomba alla quale a me interessava avere la foto nuovamente per poterla rimettere a posto. E loro sono al corrente di questa situazione, però continua a persistere. Abbiamo fatto un giro anche per le altre tombe del campo 13 e del campo 14 e c'erano molti portafoto con le foto, con i fiori, portafiori buttati per terra in mezzo alle altre tombe, non davanti alla lapide dove dovrebbero stare. Penso che un po' più di controllo da parte degli enti preposti, e in questo caso credo che la competenza sia dell'assessore Sandra Savino, se non sbaglio, servizi funebri e cimiteriali, magari se potete dare una voce a lei. Vi ringrazio e vi auguro buona giornata. Grazie Oscar della segnalazione. Sì, grazie, buongiorno della segnalazione, appunto segnalerò anch'io direttamente alla collega
alla collega Savino la situazione per fare una verifica approfondita, capire, non semplicemente capire le cause che hanno portato a questo, ma cercare in modo insomma che non si verifichi più. Grazie. Le volevo chiedere a riguardo del turismo, visto che abbiamo parlato poco fa della tassa di soggiorno, come poi il turismo in città abbia delle ripercussioni nel traffico, nella ricerca di parcheggi, nelle strutture ricettive, anche nei confronti dei cittadini residenti. Talvolta un po' anche stanchi di dover fare la fila, a cui probabilmente non sono abituati per un parcheggio oppure per un locale indifferente. Come si concilia la necessità e la volontà, perché la linea della Giunta è questa ed è stata abbastanza chiara sin dall'inizio del nuovo mandato del sindaco, di incrementare il turismo ma al contempo di far comunque vivere in maniera tranquilla, per come questo termine può essere declinato, ai cittadini residenti la propria quotidianità? Beh, insomma, sicuramente, torno a dire, il turismo porta un valore aggiunto ai cittadini, in sostanza dobbiamo dargli la dimostrazione concreta che questi flussi turistici sono positivi per tutti, non semplicemente per un albergo, per un ristorante, ma anche per i cittadini stessi. Ne faccio l'esempio, ne cito solo una città, ma si vede in giro per tutta l'Italia che è così. Per esempio a Verona l'imposta di soggiorno serve anche per fare in modo di diminuire la tassa rifiuti a carico dei cittadini, quindi quando noi siamo in grado, insomma, con queste risorse, incanalandole nelle spese giuste e non invece in quelle superflue, facciamo in modo di dare servizi e far comprendere anche ai nostri concittadini che un flusso turistico è così importante, ci permette magari di ridurre la pressione fiscale, piuttosto perché ci permette di tenere i musei aperti e gratuiti per i nostri cittadini. Faccio solo degli esempi. Ecco, se saremo intelligenti di andare nel futuro su questa strada, cambiando anche un po' marcia rispetto al passato, sicuramente i nostri concittadini percepiranno in modo più positivo rispetto ad adesso un flusso turistico notevole e importante che comunque aiuta l'economia cittadina. È il secondo riferimento che lei fa a spese superflue o utilizzo non intelligente del denaro in un passato che non so quanto sia remoto o recente. A cosa si riferisce? A nulla attualmente, insomma, avremo... è importante pro futuro, scordiamoci il passato, è importante pro futuro che, come ho già detto, il primo problema che dovremo affrontare con Trieste è l'apertura dei musei, perché va fatta una gara nuova e richiede notevoli risorse per tenere aperti i musei con una paga dignitosa per i dipendenti. Quindi sicuramente l'imposta di soggiorno, che nasce per questo, può diventare, a differenza del passato, un volano per sostenere, per esempio, l'apertura dei musei. E non tutti sono d'accordo su questa scelta, secondo lei? Faremo, insomma, giustamente, c'è un tavolo dell'imposta di soggiorno, c'è anche un'amministrazione comunale e ci confronteremo. Ok, sentiamo la telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno carissimi, confermo quanto ha detto il signore dell'ultima telefonata. Anche una delle nostre tombe in quei campi di fra 13 e 14 è stato asportato il vaso di fiori, la foto eccetera, e quello che è importante è che il danno è di 280 euro, che non sono pochissimi. No. Quindi se va avanti così quell'area lì, ma penso tutto il cimitero, diventerà un problema anche economico per coloro che visitano i morti. Buona giornata e buon lavoro. Grazie anche della sua testimonianza. Come detto anche in precedenza, credo che ci sia come dire, lo spunto per poter approfondire questa situazione, che dispiace perché insomma è molto brutto sapere che comunque anche chi riposa, fra virgolette, passatemi in termine, a causa di questi atti vandalici non lo fa in pace. C'è una mail che dice: c'è una parte dei soldi del comune, c'è parte dei soldi del comune destinati ai bagni pubblici, e a dove sistemarli e a come mantenerli decorosamente, chiede Renata? C'è un investimento in tal senso? Sicuramente, insomma, nell'ampio bilancio che abbiamo, insomma, ci sono delle poste, insomma, cerchiamo di dare risposta un po' a tutte le esigenze. È chiaro che viviamo, lo sappiamo benissimo tutti, in un mondo dove le risorse non sono illimitate e quindi vanno fatte anche delle scelte prioritarie, anche sulla base, per esempio, della sicurezza. Negli anni scorsi noi abbiamo fatto investimenti notevoli, sia comunali ma nazionali, anche nel rimettere a nuovo, nel sistemare il patrimonio scolastico, per esempio dell'edilizia scolastica. Stiamo cercando di intervenire sul verde, le notizie, insomma, l'avete già dato, anche se poi lo dovremo formalizzare
confermare con la prossima versione di bilancio che quest'anno ci sarà un stanziamento notevole, come non si è mai visto, a mia memoria dal 2006 in poi non si è mai visto, di quasi 6 milioni di euro sulle strade e sui marciapiedi. Quindi ogni anno cerchiamo di scegliere delle priorità per rimettere a nuovo una città comunque bellissima, una città che, insomma, se diamo uno sguardo in giro al paese ci deve rendere orgogliosi, ma questo non ci ferma perché la vogliamo sempre più bella e sempre più dignitosa per i nostri concittadini. Dobbiamo andare nuovamente in pubblicità, ultima interruzione, poi fino alle 10, sempre in compagnia dell'assessore Bertoli. A tra poco. Nostra diretta fino alle 10 in compagnia dell'assessore comunale al bilancio, ai project financing e alla gestione del Porto Vecchio, Everest Bertoli, che è con noi in studio. Ho intravisto poco fa Gianluca Paladin in una immagine di anteprima di quello che è il suo prossimo collegamento. Mi pare di aver visto che al campo sportivo campo di calcio del Domio, ma appena sarà pronto avremo con lui maggiori dettagli sul suo prossimo intervento. Assessore Bertoli, le domando se... eccolo qua, ecco Gianluca Paladin. Allora, le domanderò dopo su eventuali futuri progetti, insomma, in divenire, i cantieri, le gare affidate per quanto riguarda il Porto Vecchio, proprio perché è un capitolo che la riguarda. Buongiorno Gianluca, ti vedo in un contesto che mi fa molto piacere. Non ho capito però con chi sei in compagnia. Sì Bernardo, allora è un contesto particolare perché adesso faremo anche un po' il punto sugli eventi benefici che sono comunque importanti, che più volte Tele4 comunque vuole aiutare a far conoscere. Siamo tornati nel campo del Domio Calcio, una bellissima cornice dove si svolgerà un torneo questa domenica. Io presento subito gli ospiti, anzi sono io l'ospite, però insomma vi dico subito con chi sono. Innanzitutto con Gianluigi Sulini, presidente del Domio Calcio, ben trovato. Grazie, ben trovati voi. E con Mauro Marussi, responsabile del settore giovanile, ben trovato, ci siamo visti anche l'ultima volta. Ben trovati a tutti, buongiorno. Poi i membri rappresentanti della Fondazione Pietro Pittini, Giulio Nascimben e Federico Passavanti, che sono qui proprio per aiutarci a spiegare questo evento di cui ovviamente fanno parte come organizzatori anche loro. Adesso ne parleremo diffusamente. Allora Presidente, innanzitutto l'importanza di un evento benefico, Sport for All, uno sport inclusivo per tutti. Qui al campo di Domio verranno coinvolti tanti ragazzi, insomma domenica, giusto? Domenica qua abbiamo con i nostri partner che sono qua in rappresentanza della Fondazione Pittini, abbiamo creato un altro evento benefico, parleremo di calcio inclusivo, parleremo di far conoscere a tutti i ragazzi che verranno a trovarci la possibilità di provare sport diversi da quello che è il calcio, quindi avremo la rappresentativa di varie società che proporranno e faranno vedere come funziona lo sport. Tutto questo in un'ottica di contorno con tutte le famiglie per poi stare anche assieme e passare un po' di tempo ludicamente mangiando e stando assieme e condividendo tutta questa bella giornata che speriamo il tempo ci assista. Lascerei poi la parola a Mauro Marussi e ai rappresentanti della Fondazione, che sono quelli che poi hanno creato tutto quanto la giornata e quindi sono sicuramente le persone adatte a dirti quello che faremo. Allora, tecnicamente come si svolge, Mauro, questo evento, questo torneo? E poi sottolineiamo il messaggio dell'inclusività, quindi comunque di continuare a proporre sport e attività davvero a beneficio di tutti. Assolutamente sì. Allora al mattino avremo alle 9:30 un torneo di calcio integrato grazie alla collaborazione della cooperativa integrata di Anfas, assieme ai nostri ragazzi juniores più grandi. Sarà un bellissimo torneo assieme a 3 squadre. Poi avremo un torneo di pulcini ed esordienti che dura tutto il giorno, il mattino e il pomeriggio, con una breve pausa pranzo, e il pomeriggio, come ha detto già prima il Presidente, Domio diventerà un hub dello sport. Sostanzialmente avremo 12 sport diversi, dal basket, pallavolo, baseball, judo, pugilato, surf, c'è di tutto in campo. Saranno attrezzate tutti gli stand qui in campo e tutte le famiglie, tutti i giovani, tutti gli adulti o qualsiasi persona vuol provare qualsiasi sport avranno questa possibilità. Quindi nel pomeriggio di domenica? Nel pomeriggio di domenica dalle ore 14:30 alle 18. Più presenti possibili? Assolutamente sì, far sport fa bene, è sano, quindi a qualsiasi età
va benissimo. Vado da Federico Passavanti, Fondazione Pietro Pittini. Allora Federico, l'importanza ovviamente della vostra attività per promuovere eventi come questo e più in generale del messaggio che ogni volta si vuole lanciare. Assolutamente sì. Tra la Fondazione Pietro Pittini e il Domio Calcio c'è un forte allineamento di valori e di strumenti che lo sport porta con sé e che danno concretezza a parole come inclusione e aggregazione. La giornata del 19 maggio di Sport for All vuole essere proprio questo, un momento per le famiglie, per i ragazzi del territorio e per tutte le ASD che compongono l'offerta sportiva della nostra regione, in particolare della provincia di Trieste. Quindi promozione di benessere, sport, salute e movimento per tutti quanti. Oltre a questo evento specifico la Fondazione si occupa di tanti contesti, giusto? Sì, non solo sport, noi abbiamo delle verticali che sono anche l'arte, le materie STEM che promuoviamo attraverso le scuole e attraverso gli enti del terzo settore che collaborano e gravitano attorno alla nostra società, attorno alla nostra fondazione. Chiedo anche al suo collega Giulio Nascimben l'importanza di parlare di queste cose, di essere vicino a chi ha bisogno e di anche mostrare solidarietà e fare rete, fare sistema, anche per le persone giovani che imparano fin da subito ad aiutare il prossimo. Questi sono bei messaggi. Appunto, anche perché, come hai detto tu, inclusione, ci sarà il torneo di Calcin, che è uno sport inclusivo che permette a sia atleti normodotati che atleti con qualche tipo di disabilità di diverso tipo di giocare tutti insieme e quindi conoscersi e creare legami tra atleti nello sport. Allora io ringrazio tutti ovviamente e ricordo che quell'appuntamento di questa domenica pomeriggio per chi volesse partecipare immagino sia benvenuto naturalmente e quindi la possibilità davvero per tutti fino a esaurimento posti di venire qua. Assolutamente giusto? sì, tutti sono i benvenuti, anzi come ha detto Mauro il sport fa bene, l'inclusione fa bene, stiamo tutti assieme e facciamo squadra. Quindi no dal fazzoletto, domenica a che ora ricordatemelo? Dalle 9.30 in poi i tornei, dalle 14.30 in campo per tutte le multiattività per chi vuol provare. Per questa bellissima iniziativa organizzata da Domio Calcio insieme alla Fondazione Pietro Pittini. Grazie ancora ragazzi davvero e grazie a voi per averci seguito in questo collegamento. Ovviamente per tutti gli interessati appuntamento a domenica proprio qui a Domio. Vi restituisco la linea. Grazie a Gianluca Paladin e alle persone che erano con te, la rappresentanza della Fondazione e del Domio Calcio. Sentiamo una telefonata, Bertoli, poi arrivo da lei. Buongiorno. Buongiorno, io volevo riprendere un attimino buongiorno all'assessore, buongiorno a lei. Volevo riprendere un attimino il discorso delle scuole di Roiano, che non è stato più toccato. Ecco, volevo chiedere un attimino all'assessore qual era il suo pensiero e poi una cosa credo sia una scuola privata gestita da una cooperativa di un asilo nido che poi il genitore sceglierà autonomamente quell'asilo perché non ci sono altri posti o non lo so. Una cosa è la responsabilità che deve avere il comune sul personale che bene o male lui indica attraverso la cooperativa che gestirà la sicurezza e la qualità del servizio a questi bambini. Penso sia una cosa ben diversa che un asilo che è comunque privato e lì dovrebbe esserci un controllo, una verifica, credo comunque. Una cosa è in una struttura pubblica entra una cooperativa, quel personale e quel servizio come viene controllato. E questo è un primo, penso, accenno a quello forse che il Comune vuole fare. Non so, attraverso un risparmio, non credo enorme, dare un servizio oggi a questo asilo di Roiano, domani asilo nido, domani magari a un'altra scuola e dove va a pagare proprio, credo, il servizio ai nostri bambini, ai nostri nipotini in questo caso. Okay. Ecco, non credo sia, volevo sentire un attimino il pensiero, anche perché sulle scuole private, parliamo di scuole elementari, scuole medie, ci sono stati, mi perdonatemi soltanto, volevo concludere questo. Prego. Ci sono stati varie posizioni sui contributi che vengono dati dallo Stato a queste scuole, no? E poi diamo alle cooperative alla fine lavoro invece che dare una qualità, come se oggi non ci fossero più concorsi pubblici per gli insegnanti, non lo so, c'è un po' di confusione credo, almeno
per me. Ok. La ringrazio tanto Grazie. e buona giornata. Grazie a lei, grazie. Avevamo trattato questo argomento in precedenza con il consigliere Sclip. Sì, la ringrazio, anzi, ringrazio la telespettatrice e parto proprio dall'ultimo aspetto, fermo restando che i controlli saranno gli stessi controlli che effettuiamo come livello qualitativo al nostro interno e negli altri asili esterni, ma partiamo proprio da un ultimo punto che la telespettatrice l'ha toccato al volo, che è un punto cruciale, come se non ci fossero concorsi pubblici per insegnanti. Ed è questo il punto cruciale. La città di Trieste è una città, perché la soluzione adesso che si sta proponendo, quella della concessione di servizi a Roiano, la concessione di servizi, non abbiamo inventato l'acqua calda, è una soluzione, ne cito solo 4 comuni non amministrati dal centrodestra, Udine, Bologna, Torino e Napoli, che è adottata. È adottata non semplicemente per una questione meramente economica. Torno a ripetere, come se non ci fossero concorsi per le maestre. Ricordando a tutti, ai consiglieri ma anche ai telespettatori, che un comune è chiamato ad offrire un'ampia gamma di servizi, non solo gli asili, non solo le scuole. Il comune per esempio è chiamata, sappiamo benissimo per esempio che i nostri concittadini si lamentano anche a ragione, per esempio sulle strade, sul verde, sulla velocità dei cantieri, sull'edilizia pubblica, sull'edilizia privata. Sono tutta una gamma di servizi che il comune le deve offrire. E questi servizi non si offrono con i soldi, si offrono con le persone. Noi non possiamo trovarci in un'amministrazione su 2.400 dipendenti di avere solo 2 ragionieri, perché non andiamo da nessuna parte. Noi non ci possiamo permettere, questo significa programmazione, di avere solo un termotecnico che magari va in pensione tra un anno, perché poi quando si rompe una caldaia in una scuola, chi ci mandiamo? Ecco perché dico che il punto non è la questione meramente economica e questa operazione non si fa per risparmiare, ma per tenere alta la qualità e aprendo nuovi posti. La città di Trieste già oggi è al primo posto in Italia, anche se non aprisse un asilo per i prossimi 10 anni, resterebbe al primo posto in Italia per il rapporto abitanti, numero posti asilo. Questa è un'operazione che aumenterà di 33 posti l'offerta del Comune di Trieste, un comune che ha fatto negli anni passati molti concorsi, anzi è passato preventivamente nel caso delle maestre anche con stabilizzazioni. Noi oggi ci troviamo con 970.000 persone su 2.400 dipendenti nell'area educazione. Abbiamo altre aree alle quali dobbiamo dare risposta. Ne ho citato i marciapiedi, ne ho citato il verde, ne cito i termotecnici, abbiamo bisogno di ingegneri elettrici, abbiamo bisogno di architetti. Questo è il programma delle assunzioni che abbiamo fatto nell'ambito di una coperta che è quella e dobbiamo fare delle scelte. Potremo anche assumere altri 100-200 maestri, ma di sicuro non potremo assumere poi nessun'altra persona, lo dico in primis per l'area della ragioneria, che ha bisogno, e senza la ragioneria non funziona nulla, ci siamo abituati con i bilanci fatti a dicembre, una macchina che funziona alla perfezione, perché ci sono delle persone, ma sono delle persone che anche stanno andando in pensione e abbiamo bisogno di assunzioni in quell'area, nell'ambito di una legge che ci pone dei vincoli e che ci dice che anche se avete i soldi più di tante persone non potete assumere, e noi, grazie alle operazioni che abbiamo fatto negli anni passati sulla restituzione del debito, abbiamo liberato degli spazi finanziari che sono necessari per assumere le persone. E in questo momento, come centrodestra, abbiamo ritenuto di potenziare in modo importante tutte quelle aree che non hanno visto assunzioni negli ultimi 5-6 anni. Abbiamo la responsabilità di dover offrire ai nostri concittadini i servizi in tutti i campi, non solo in questa area educativa, dove, torno a dire, abbiamo un servizio eccezionale. E su questo vanno ringraziati tutte le persone che lavorano, ma è anche altrettanto eccezionale è il servizio che offrono le scuole cattoliche paritarie, gli asili, parliamoci. E anche loro li ringraziamo. Quello che il Comune deve fare e come lo fa, deve continuare a fare, è un forte controllo affinché la qualità non si abbassi.
Assessore, le domando se possiamo fare un po' il quadro dei cantieri per il Portovecchio, dei progetti e di quello che sarà prossimo ad andare in gara. Beh, potremmo dire, insomma, facciamo un quadro di un Portovecchio dove la parte pubblica sta procedendo, i lavori stanno procedendo in modo molto importante. Abbiamo poche settimane fa abbiamo fatto la consegna dei lavori del cantiere del viale monumentale, che è il viale tra la prima e la seconda fila di magazzini, 19 milioni di euro, quel cantiere è già partito e i lavori che devono concludersi entro il 2026. Alla fine dell'estate, inizio autunno, faremo la consegna del cantiere del parco lineare Bosco Femia, quel parco lineare di 3,2 km che non ha uguali in Europa, è il più lungo, forse ci batte solo il parco lineare di New York per lunghezza e per bellezza a quel punto. Anche questo cantiere vedrà l'avvio tra settembre e ottobre di quest'anno, con l'obiettivo di chiudere i lavori assolutamente nel 2026. Abbiamo già concluso la gara della Cittadella dello Sport dopo un altro investimento di 5 milioni di euro da parte del Comune, e la consegna del cantiere arriverà tra agosto e settembre di quest'anno. C'è già un vincitore. Cittadella dello Sport, per non confonderci, che non è quella di Via Locchi, ma è quella che nascerà. C'è già un vincitore della gara, quindi. C'è già un vincitore della gara in sostanza, e stanno terminando, insomma, l'ultima parte burocratica, diciamo così, sì, dell'affidamento. No, l'affidamento è già stato fatto, paesaggistica con la soprintendenza, okay, eccetera, e tutto, con l'obiettivo appunto di arrivare alla conferenza dei servizi, con l'obiettivo di arrivare appunto alla consegna di questo cantiere tra agosto e settembre di quest'anno, perché anche quel cantiere deve vedere la luce nel 2026. Procedono i lavori del Museo del Mare del MUMA, dove sappiamo un investimento di 33 milioni, e quindi questa è la parte pubblica. Contemporaneamente stiamo andando avanti con il progetto di tutto il resto dell'area, chiamiamolo così, tra virgolette, privata, in partenariato pubblico-privato, e l'unica cosa che posso dire in questo momento è che sto già cominciando a guardare il calendario per scegliere la data per quando proporrò in Consiglio Comunale, possibilmente nel mese di giugno. E lì seguirà una discussione? Come funziona poi? Beh, sicuramente il Consiglio Comunale verrà chiamato una volta dove verrà illustrato il progetto, per decidere se ritiene questo progetto di pubblico interesse, di pubblica utilità per il Comune di Trieste oppure no. Nel momento in cui, qualora decidesse di ritenerlo di pubblico interesse, si apre poi la fase della conferenza di servizi e si procede in modo spedito, con l'obiettivo di partire con i primi cantieri già l'anno prossimo anche nella parte privata. Leggo un'altra mail: un giorno felice al conduttore e all'ospite riguardo il nostro Camposanto e al disordine che non è dovuto solamente ai ladri che rubano i vasi di bronzo per ricavare una cinghia e un botton, ma anche alle cornacchie che buttano i fiori dappertutto. Anche al tesoro di San Giusto hanno rubato l'ostensorio che credevano d'oro, invece era solo d'argento dorato, portando un danno culturale non indifferente per poche lire, ma almeno dovrebbero rispettare chi tra di noi ci ha lasciato, scrive Gianni, e come non dargli ragione, insomma, almeno i defunti lasciamoli in pace, fondamentalmente questo era un po' il messaggio che avevamo anche noi voluto divulgare poco fa. Un'altra mail invece un poco più polemica: Comune ottimo pagatore, ma non controlla come vengono fatti i lavori, tipo taglio alberi e servizi cimiteriali, ripristino delle buche, i lavori scadenti a terra o delle società di telecomunicazioni. Perché non assumete gente preposta, pagandola bene, se no vanno via? Le guerre del controllo degli appalti si vincono con i soldati, non solo con i soldi in cassa. Vi servono soldati addestrati e ben pagati, scrive Domenico. Ma non è una mail polemica, ma va esattamente in quello che ho detto. No, è polemica, nel senso ha perfettamente piccante, ragione. Dai, diciamo ha perfettamente ragione e va esattamente in quello che ho detto 10 minuti fa. Noi siamo chiamati ad offrire una gamma di ampi servizi. E dato che non possiamo immaginare che il tutto si risolve con assumiamo qualunque, noi abbiamo bisogno, perché per anni abbiamo dato giustamente la priorità a determinati settori, in questo momento abbiamo bisogno anche appunto di quelli che devono controllare come si svolgono i lavori del verde pubblico, di quelli che devono controllare, insomma, come si svolgono i lavori di ripristino delle strade, eccetera, tutto. Questo abbiamo bisogno, e questa è la politica che stiamo mettendo in campo con i nuovi concorsi che sono stati già banditi da parte del Comune di Trieste e col piano triennale di assunzioni che stiamo portando avanti dal 2023, 24 e 25. Possiamo dire che fra poco che ci sarà la stagione estiva dei concerti, quelli di giugno, fondamentalmente chi ha frequentato lo Stadio Rocco ultimamente lo ha visto
bel Materboso, insomma. I lavori sono stati fatti in una maniera, mi pare di aver capito, molto accurata, e quindi si spera che non ci siano strascichi ormai dopo quanto è successo l'anno scorso. Non solo si spera, e non solo, non dico spero, mi auguro, sarà esattamente così, anche perché il bando che ha preparato la FIGC, poi che ha seguito tutto, prevede proprio questo. Alla fine dei concerti il manto reboso verrà ripristinato con le stesse modalità, credo anche dalla stessa, perché non so questo, dalla stessa società che ha fatto i lavori attuali. Quindi si sa già, è già stato fatto, così come sono contento e ringrazio la Triestina, la proprietà, per aver trovato l'accordo con Trieste, per aver superato insieme un impasse che non si deve più ripetere. Potremo tranquillamente, insomma, i concerti possono tranquillamente convivere col calendario calcistico della Triestina, che assolutamente avrà la priorità. Non penso di non svelare nulla, anche l'interesse stesso della proprietà di prendere in gestione attraverso un partenariato pubblico-privato, attraverso la legge Stadi, lo Stadio Rocco, anche con un importante investimento per un lunghissimo periodo. Un'altra mail ci porta alla sicurezza. Assessore, troppi giovani coi coltelli in giri, troppa criminalità, non riconosco più la mia Trieste tranquilla. Questo più che una domanda è una considerazione. È una considerazione, insomma l'abbiamo visto, una considerazione, e qui mi dispiace, l'unica cosa da aggiungere è si deve intensificare il lavoro degli organi competenti, degli organi preposti. Bisogna rafforzare gli organici non solo della Polizia Municipale, che l'abbiamo fatto ampiamente, ma anche di tutte le forze dell'ordine che devono presidiare ancora in modo più capillare il territorio. Invece mi sposto a Barcola, anche grazie all'articolo di oggi, nuove aree gioco, spazi verdi a Aiuole, la pineta di Barcola pronta per l'estate. La foto illustra l'inaugurazione di questo gioco che ricorda il castello di Miramare, con il presidente della fondazione CR Trieste Paniccia, con il sindaco di piazza, e accanto vediamo l'assessore Babuder, un punto, quello di Barcola, che i cittadini guardano molto attentamente. I danni subiti sono stati notevoli. Insomma, subito dopo i primi mesi è stato anche vergognoso da parte di qualche esponente dell'opposizione voler addossare la colpa all'amministrazione comunale per quei danni subiti. La mareggiata è stata eccezionale, nulla c'entra con la programmazione. Tra l'altro, insomma, poi uno dei grandi accusatori era quello che voleva fare la spiaggia di sabbia a Barcola. Questo esempio invece io non posso che ringraziare Michele, il caro collega Michele, il sindaco e il presidente della fondazione, in un'ottima collaborazione. Questo è stato il cosa è in grado di fare questa amministrazione in pochi mesi. Torno a dire, le risorse non sono infinite, ma stiamo cercando, e in questo caso è stata data una risposta perfetta e eccezionale. I nostri cittadini, i nostri concittadini meritano a Trieste proprio così. Se anche l'opposizione cominciasse ad amarla un po' di più, insomma, Trieste, forse riuscirebbe a incanalare le sue giuste osservazioni in proposte positive, non semplicemente nella polemica pura, inutile e sterile. Quell'opera è stata, ripeto, una dimostrazione della grande attenzione che questa amministrazione ha in tutte le aree della città. Assessore, so che non è una competenza del Comune, perché anche per una questione di risorse, qui si rifaceva lei poco fa, però insomma la tesi che indica la necessità di creare il barrieramento a mare o tutte le strutture di sicurezza per evitare che anche queste opere nuove finiscano alla prossima mareggiata distrutte è una tesi comunque valida. E ripeto, non sarà il Comune di Trieste a potersi imbarcare nel creare un frangiflutti lungo tutto Barcola, perché costerebbe miliardi di euro, però il Comune è il primo interessato a vedere che tutto ciò che si sta creando anche con questi sforzi non sia vanificato. È una tesi valida sicuramente, che va non solo considerata ma anche studiata. È chiaro che per un'opera del genere necessita della collaborazione non solo del Comune ma anche della Regione, che sta facendo molto, e dello Stato. Sono delle opere come il Mose a Venezia in sostanza importanti. In quell'epoca era già
quando si voleva costruire c'erano tutti che la contestavano, oggi invece la vogliono e la vogliono riproporre in forme diverse da altre parti. È chiaro che l'investimento supera notevolmente le capacità di un ente di un singolo ente come il comune, insomma. L'ultimo dettaglio le chiedo è se sull'ex Pavan, polemiche in commissione, polizia all'ingresso, ieri c'è stato un po' di movimento, per fortuna non si è creato nessun problema, però insomma la presenza delle forze dell'ordine, ecco, questa è una situazione dove a un'opera pubblica si crea un comitato oppure c'era già il comitato, insomma si fa vivo il comitato per bloccare l'opera. Lei come la vede? Avevamo un'opera fatiscente, inutilizzata e che cadeva a pezzi. Facciamo un investimento importante come Stato comunale per rigenerare quell'area e per creare qualcosa di nuovo, e nasce un comitato. Poi se andate a vedere i membri di tutti questi comitati che stanno nascendo, spesso in molti casi sono gli stessi che si girano tra i vari comitati. Io quando ho visto anche i filmati ne ho riconosciuto anche tanti consiglieri e esponenti politici, poi li vedi anche candidati ad ogni tornata elettorale, con, ahimè, risultati non troppo lusinghieri, però insomma, quello è. Torno a dire, le immagini parlano da solo, stiamo riqualificando un'altra area della città, un'opera, ripeto, era un edificio fatiscente, pericoloso, inutilizzato, ne costruiamo qualcosa di nuovo e non lo vogliono. Poi attenzione, spesso insomma, vediamo anche le immagini, tutta San Giacomo non lo vuole, ma non è vero. Lo stiamo mettendo poi quest'opera a disposizione dei giovani, del nostro futuro, perché andrà a quelle società la gestione a sostenere dopo tutti i passaggi burocratici, ma stiamo parlando di società che lavorano sui ragazzi. Io davvero ogni tanto non faccio fatica a comprendere la logica, se non in un'ottica politica dove si dice blocchiamo tutto. È sbagliato, è sbagliato. Se persino magari sulla cabinovia ci può essere un discorso, ma sul recupero di un edificio fatiscente, che ripeto, viene messo a nuovo e verrà utilizzato per attività giovanili, per lo sport, io forse, ripeto, faccio fatica a capire, a comprendere il comitato che dice di no, altrimenti, ma perdono credibilità anche loro, perché poi se devi dire di no a qualunque cosa, francamente questa città e questo paese non andrebbe avanti da nessuna parte. Grazie all'assessore Bertoli che è stato con noi questa mattina, una buona giornata, un buon lavoro e grazie a tutti i telespettatori che ci hanno seguiti, arrivederci. Grazie a voi.